Buongiorno, grazie alla professoressa Renata Codiglia, spero mi sentiate. Grazie per aver organizzato questo evento, perché è uno degli eventi che anche quest'anno l'Università di Udine propone nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS. Ci sono eventi che cercano di toccare le varie dimensioni ambientali, economiche e sociali della sostenibilità. Oggi abbiamo l'opportunità, grazie a un interessantissimo webinar, di entrare nell'obiettivo numero 3, assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Questa è la dicitura estesa in italiano dell'obiettivo 3, ma credo che il tema che avete scelto, che avete proposto, è dire di attualità, è fin banale, è terribilmente importante per quello che è successo, per quello che sta succedendo, ma anche per quello che succederà. Abbiamo ancora del lavoro da fare e sono molto contento che la proposta di questa mattina sia una sequenza di interessantissimi interventi che mettono a frutto il lavoro della nostra università, dell'Ateneo udinese, perché le relatrici e il relatore, qui l'obiettivo 5, parità di genere, ovviamente è particolarmente sottolineato, vero cara collega? Ovviamente non poteva essere altrimenti. Sono persone che all'interno strutturate, che collaborano con professionalità dall'esterno, ma all'interno dell'università, che sono un esempio recente di frutto di un lavoro all'interno dell'università. Credo che presentandole poi, Renata, tu svelerai un po' meglio questo modo di raccontare le cose. Anche questo è un modo di lavorare intensamente che l'università fa a favore del proprio territorio. Vedo che ci sono molte persone, immagino anche studentesse e studenti collegate per questo webinar, le saluto tutte e tutti e con il piacere anche di vedere approfondito ulteriormente un tema che è stato anche toccato in maniera non così diretta, ma sicuramente era al centro anche dei magnifici incontri che l'anno scorso abbiamo organizzato all'Università di Udine in presenza a maggio 2019 per 2 giorni. Ci siamo trovati in tanti, anche fra i relatori e le relatrici, ci sono persone che hanno collaborato poi ad approvare e a pubblicare gli atti dei magnifici incontri. Faccio pubblicità Progresso naturalmente, questa è una pubblicazione Forum Editrice dell'Università di Udine, che hanno anche toccato le questioni dell'obiettivo 3 della salute, all'epoca non certo pensando a quello che ci stava aspettando dopo pochi mesi. Sono quindi molto contento di questo contributo, quindi ringrazio innanzitutto chi parlerà dopo di me, ma naturalmente la collega Renata Codiglia, che fa parte del gruppo di lavoro della Università di Udine dedicato alla sostenibilità, referente per il gruppo educazione, per il lavoro che fa e per tutte le sue collaboratrici e collaboratori che la affiancano continuamente ottenendo questi importanti risultati. Quindi buon ascolto, con attenzione e buona resilienza trasformativa a tutti. Che parola strana, però è quello a cui stiamo cercando di contribuire anche come università. Vi ascolterò con attenzione. Grazie molte Francesco. Dobbiamo dire che il professor Marangon, tra le varie attività del gruppo RUS, da quest'anno ha voluto fortemente, ha avviato il primo corso sullo sviluppo sostenibile, corso per l'Università di Udine, corso trasversale dato in offerta a tutti gli studenti di ogni ciclo di studi, triennale, magistrale, dottorandi e quant'altri, assegnisti di ricerca e via dicendo, appunto come una delle iniziative che la RUS
ha fortemente voluto in collaborazione con ASVIS e che viene richiesta appunto come formazione di base a tutte le università italiane. Noi ovviamente auspichiamo una grande partecipazione, trovate tutte le informazioni su come si accede e si fruisce online, on demand, appunto al corso sullo sviluppo sostenibile, lo trovate sul sito Uniud, sotto didattica nel contenitore corsi Uniud XL. Detto questo, io parto brevemente dall'obiettivo 3 che il professor Marangon ha introdotto e che costituisce così la piattaforma entro cui ci muoviamo questa mattina. Salute per tutte e tutti e per tutte le età, salute e benessere. In particolare cito quelli che all'interno dell'obiettivo complessivo vengono indicati come target dell'azione specifica e che mi sembrano appunto particolarmente adeguati per il dibattito di questa mattina. Un target dice sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili. Ovviamente il riferimento al momento storico è quanto mai adeguato, opportuno, perché tutti quanti siamo consapevoli di quant'è l'impegno e lo sforzo collettivo a livello globale in questo momento appunto sulla ricerca scientifica, in particolare la ricerca su un vaccino nello specifico appunto per il contrasto al contagio da Covid-19. Anche fornire l'accesso ai farmaci essenziali e vaccini a prezzi accessibili, e qua mi ricollego a un altro dibattito collettivo che riempie un po' le cronache di questo periodo, e che richiama appunto dichiarazioni varie sull'opportunità di rendere accessibile il vaccino a tutti i paesi, soprattutto i paesi in via di sviluppo, non solo i paesi più ricchi, ma a tutte le persone, indipendentemente dal fatto che per reddito, per status lo possano permettere o meno. Questo con appunto un obiettivo sovraordinato, che è quello di proteggere la salute pubblica di ciascuno, perché solo questo approccio è evidentemente quello di avere attenzione per tutte le fasce della popolazione, può garantire complessivamente una soluzione del problema, e nello specifico appunto del caso Covid che affronteremo questa mattina. Ancora dicono sempre i target dell'agenda ONU: aumentare sostanzialmente il finanziamento alla sanità, il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e il mantenimento del personale sanitario. Forse mai come negli ultimi anni abbiamo assistito appunto in questi mesi a uno sforzo politico, ma anche uno sforzo del sistema sanitario complessivamente in questa direzione. Quindi la consapevolezza di quanto sia fondamentale avere le risorse qualificate, preparate appunto e risorse appunto indispensabili per il contrasto del momento della crisi sanitaria. E infine rafforzare le capacità di tutti i paesi alla prevenzione, alla riduzione dei rischi proprio per migliorare la salute inteso come salute nazionale, ma anche appunto salute a livello globale complessivo. Questo per darvi un minimo di inquadramento teorico appunto di quelli che saranno i temi della mattinata, e con grande piacere vi introduco subito la professoressa Maria Parpinel,
che è direttrice della scuola di specializzazione Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di Area Medica dell'Università degli Studi di Udine. La professoressa Parpinella di fatto è specializzata in epidemiologia nutrizionale, ma nel corso degli anni è stata coinvolta, coordinatrice, collaboratrice di moltissimi progetti di ricerca nazionali e internazionali, e di fatto appunto si occupa di prevenzione a tutto tondo. Il suo intervento di questa mattina è particolarmente centrata su medicina preventiva ai tempi di Covid-19. Abbiamo voluto sottolineare l'importanza del tema della prevenzione. Forse per la prima volta, almeno a mia memoria, anche nelle nostre vite, mai è stato così accentuato, così costantemente rinforzato il richiamo alla prevenzione, alla responsabilità di ognuno di noi per appunto l'attenzione di quelle che sono misure preventive. Sembra ad oggi che queste raccomandazioni, questi suggerimenti appunto di responsabilità personale collettiva di fatto rappresentino la miglior difesa al contagio dal virus, dal coronavirus. E questo un pochino qualche volta ci annoia, perché tutti i giorni sentiamo appunto questo richiamo alla nostra responsabilità, però io credo che tutti i giorni dovremmo pensarci, essere consapevoli, ricordarlo appunto come il miglior strumento che abbiamo nelle nostre mani appunto per la protezione, per la salute e il benessere proprio e quello degli altri, delle persone che ci stanno vicine in prima battuta. Lascio la parola al microfono alla professoressa Parpinelli, seguirà poi ovviamente uno spazio per il dibattito. Se ci sono delle domande, lo sapete, basta alzare la manina oppure scrivere la domanda nella chat del team della riunione di oggi. Alla fine magari lasceremo anche un po' più spazio, se volete, per domande che presumo siano moltissime di ordine generale, senza mettere limiti un po' ai vostri quesiti. Prego Maria, a te il microfono, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti e grazie alla professoressa Codiglia per avermi invitato e agli organizzatori di questo incontro. Sì, decisamente la prevenzione è sugli altari da un po' di tempo a questa parte, mentre prima è sempre stata considerata una materia quasi un pochino, diciamo, secondaria, anche in ambito medico, per cui non c'è da questo punto di vista molta differenza tra la percezione comune e effettivamente anche alcuni settori purtroppo della medicina. Metto in condivisione la presentazione e cominciamo. Allora, come vedete già nella slide con il titolo ho voluto un po' anticipare quelli che saranno i temi di questa breve presentazione, cioè un piccolo excursus nella storia delle malattie per vedere come il concetto di medicina preventiva non sia un qualche cosa che è uscito da un cilindro, non è un coniglio bianco che è uscito improvvisamente, ma è un qualche cosa che attraversa la storia della medicina, l'ha sempre attraversata ed è un concetto ben piantato, diciamo, in questo ambito. Per fare questa presentazione mi sono avvalsa della collaborazione di una mia specializzanda di igiene, la dottoressa Valdi, perché anche nell'ambito della scuola di specializzazione stiamo cercando di creare più fili conduttori all'interno di questa materia che, come diceva prima la professoressa, io affronto un po' a tutto tondo, la mia specializzazione è più in ambito di epidemiologia nutrizionale, però la medicina preventiva riguarda tutti gli ambiti degli stili di vita.
Cominciamo con quello che voi trovate sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè una piccola fotografia di quello che ci ha appunto colpito a partire dall'inizio di quest'anno 2020. L'Istituto Superiore di Sanità dal 28 febbraio coordina un sistema di sorveglianza che integra i dati microbiologici ed epidemiologici in tema di Covid-19, cioè la diffusione di questa malattia respiratoria causata dal coronavirus, denominato appunto Covid-19. I sistemi di sorveglianza sono una delle primissime forme di prevenzione, in quanto danno uno degli strumenti base per conoscere che cosa? La diffusione nel tempo e nello spazio di una patologia, e nel caso di un'epidemia, per cui di una patologia legata a un fattore microbiologico, cioè una malattia infettiva, questo è particolarmente importante per definire gli ambiti e le modalità di intervento. Faccio un passo di lato, diciamo, ricordando a tutti noi che dal punto di vista della storia delle malattie, ma anche dell'antropologia stessa, è nota questa frase attribuita a Margaret Mead, un'antropologa degli inizi del secolo scorso, no? Qual è il primo segno di civiltà? Il primo segno di civiltà in una cultura antica non è probabilmente un vaso piuttosto che un'arma, ma è un femore rotto e poi guarito, cioè la consapevolezza, la prova che effettivamente qualcuno si è preso cura di noi nel momento del bisogno, della malattia. Per cui già questo assunto ci fa capire come la nostra organizzazione in tema di cura delle malattie è antichissima e ha permesso al genere umano di svilupparsi nel corso dei millenni. Per cui aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Mi piace ricordare questa frase, che sia stata veramente detta dalla dottoressa Mead o forse solo attribuita a lei, io mi sento effettivamente di condividerla. Come è cambiato però il concetto di salute nel corso degli anni? Diciamo che fino alla fine del Settecento il concetto di salute è sempre stato più o meno lo stesso, cioè siamo sani quando non siamo malati. Sembra quasi una parola, cioè un modo di dire banale se volete, però effettivamente la salute in quanto assenza di malattia è un qualche cosa che ricorre nel corso della storia della medicina e anche relativamente semplice da definire. In realtà il grosso passo in avanti, balzo in avanti nel concetto di salute è stato fatto a partire dal dopo il secondo conflitto mondiale, cioè la salute definita come uno stato di completo benessere non solo fisico ma anche mentale e sociale, e non solo perciò l'assenza di malattia o di infermità, per cui si mettono insieme vari aspetti. Non è solo il femore rotto, ma anche la capacità, ad esempio, del sistema di portarmi ad avere una metodologia, un flusso in grado di riparare quel femore. Vedete che si riesce a collegare il concetto anche e soprattutto in un contesto nel contesto di questa definizione molto semplice, ma secondo me veramente molto efficace. La salute diventa un diritto dell'uomo a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. E ricordiamo che nella nostra Costituzione è un diritto avere essere in salute, per cui anche la nostra Costituzione ha ribadito questo concetto fortissimo. Nel corso degli anni si è passati da una vera e propria prevenzione delle malattie, cioè ad agire in un contesto in cui si prevengono le malattie, agire cioè direttamente sui fattori di rischio, a una promozione della salute, per cui a modificare completamente il paradigma cercando di lavorare su quello che è stato definito da molti autori agli inizi degli anni 90 del secolo scorso come un ambiente salutogenico. È un concetto molto più ampio che investe di responsabilità non solo il singolo individuo, ma la collettività.
Per cui se io sono un soggetto a rischio di malattie o di una o più malattie, ho delle cose, diciamo, da fare che riguardano me individuo. Per promuovere la salute invece devono entrare in campo altre risorse, le risorse più collettive che consentono al soggetto a rischio di essere facilitato nel prevenire le malattie. Esistono poi vari livelli di cosiddetta educazione sanitaria che diventa educazione alla salute, che diventa educazione terapeutica, cioè nel momento in cui io mi rivolgo a soggetti sani o soggetti malati, gli stessi concetti vengono adattati, semplificati oppure modificati in modo opportuno, in modo tale da poter essere più facilmente acquisiti e naturalmente poi utilizzati dai soggetti a cui sono rivolti. Se noi andiamo a guardare la storia delle malattie infettive e parallelamente nella prossima slide la storia delle malattie cronico-degenerative, individuiamo 3 momenti importanti per quanto riguarda la prevenzione. La cosiddetta prevenzione primaria, la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria. La promozione della salute è un qualche cosa di più globale che mette insieme questi 3 livelli, ma soprattutto rende l'ambiente più favorevole a far sì che questi livelli di prevenzione possano essere esplicitati e soprattutto rendere facili da percorrere. La prevenzione primaria agisce prima della malattia, per cui agisce sull'agente patogeno, è il caso di Covid-19, oppure sui fattori di rischio nel caso delle malattie cronico-degenerative. Fattori di rischio ambientali piuttosto che individuali, pensiamo al fumo, pensiamo all'alcol, pensiamo alle esposizioni occupazionali, eccetera. Esiste poi una prevenzione cosiddetta secondaria che agisce nel periodo di incubazione della malattia e che permette di identificare la malattia in uno stadio molto precoce o addirittura asintomatico. Pensiamo, riguarda soprattutto le malattie cronico-degenerative, agli screening per il tumore della mammella piuttosto che per il tumore del colon retto. Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, ormai siamo arrivati allo stadio di malattia, perché si parla solo di applicazioni in ambito di persone malate, ma la prevenzione terziaria consente di rallentare la malattia e soprattutto di controllare gli effetti collaterali della malattia. Classicamente l'esempio più efficace per descrivere un programma di prevenzione terziaria è l'alimentazione assistita. Quando un paziente non riesce ad alimentarsi normalmente perché non può mangiare, non può inghiottire, si utilizzano altri sistemi per poter far sì che lui si alimenti e possa superare il momento critico della fase clinica. Per cui livelli di prevenzione diversi perché devono agire su livelli diversi della storia delle malattie. Chiaramente noi ci troviamo di fronte però spessissimo, anche nel caso della malattia infettiva dove è molto chiaro il fattore principale, cioè il patogeno che la genera, ai cosiddetti determinanti della salute, cioè ad altri aspetti che influiscono sulla nostra capacità di contrastare la malattia nel momento in cui siamo ammalati, ma spesso anche nell'ammalarci oppure no, e sono determinanti perché rendono la nostra suscettibilità diversa. Per cui avere ad esempio soffrire di patologie respiratorie ci rende molto più suscettibili a tutte le infezioni respiratorie. Soffrire di malattie cardiovascolari ci rende più suscettibile a patologie degenerative. Per cui esistono effettivamente degli aspetti del nostro stile di vita che influiscono direttamente sulla capacità o meno di essere suscettibili alla malattia, essere suscettibili al fattore di rischio e appunto avere anche degli esiti diversi nel momento in cui noi andiamo appunto ad incontrare questo fattore di rischio. Attenzione perché tra i determinanti della salute c'è anche l'accesso ai servizi, per cui avere a disposizione un servizio sanitario che è in grado di rispondere con velocità, possibilmente con una velocità molto elevata ai bisogni di salute,
significa guarire prima oppure affrontare prima la malattia e magari avere un esito positivo. Pensiamo appunto ad esempio ai programmi di screening delle patologie oncologiche. Avere a disposizione un ambiente che ci consente di trascorrere del tempo libero, di non essere esposti a inquinanti di tipo occupazionale per troppe ore al giorno, ci consente di diminuire il rischio della malattia. Ecco qua, rischio di malattia è la cosa, forse uno dei concetti basilari in termini di prevenzione. Non esiste il rischio zero, esiste la nostra capacità di affrontare un fattore di rischio, appunto, con modalità tali per cui il rischio diminuisce. Allora noi non potendo raggiungere il rischio zero, non possiamo vivere in una bolla separati dalla realtà, no? Non possiamo vivere totalmente esclusi dal mondo che ci circonda, dobbiamo lavorare sui fattori di rischio che riusciamo a controllare. Quelli in rosso che voi vedete sono quelli non modificabili, lì non possiamo intervenire, però sugli altri sì. Possiamo intervenire sugli altri in modo individuale, possiamo decidere se fumare o meno, possiamo intervenire sugli altri dal punto di vista collettivo attraverso appunto la capacità del paese in cui viviamo di fornire un'educazione, un servizio sanitario, dei servizi sociali ad esempio, idonei ad affrontare. Dalla prevenzione al concetto di medicina preventiva, chiaramente il passo appunto è molto breve, ma è anche un passo che non è stato compiuto l'altro ieri. Il concetto di prevenzione delle malattie è uno forse dei più consolidati nella storia dell'umanità. L'uomo ha sempre cercato di evitare di ammalarsi, ci ha provato appunto in tutti i modi. E andando a vedere anche i libri sacri di tutte le antiche civiltà, le religioni, stili, approcci filosofici alla vita, troviamo pratiche di natura sanitaria legate all'osservazione quotidiana, cioè all'osservazione epidemiologica di vita. Per cui vedete che l'osservazione epidemiologica non è qualcosa, neppure questa, che esce da un cilindro improvvisamente adesso perché ne sentiamo parlare, ma è la base su cui si fonda appunto il concetto di medicina preventiva. Per cui l'osservazione che compiere un determinato gesto significa limitare un fattore di rischio è un'osservazione che fa parte della storia della medicina e che già Ippocrate, ad esempio, quando nel IV secolo a.C. definito il concetto di dieta, ha parlato di alimentazione equilibrata e un corretto stile di vita dal punto di vista dell'attività fisica in grado di prevenire le malattie. Per cui partiamo veramente da molto molto lontano. I pilastri della prevenzione sono una risultante perciò dei diversi stati di salute goduti dai singoli membri di una collettività. Sviluppo delle informazioni sanitarie, educazione sanitaria, propaganda delle norme e abitudini igieniche vengono effettivamente un po' a cascata rispetto a questo punto fisso. Entriamo in quello che io volevo portarvi come esempio. L'esempio del comportamento della Repubblica di San Marco, cioè della Serenissima, nei confronti della peste. La peste, che sapete, ad ondate ha colpito l'Europa, a partire dalla peste del 300, peste nel 500, nel 600, erano queste ondate epidemiche che per una repubblica fondata sui commerci significava vivere o morire, fondamentalmente, perché un'economia fondata sul commercio non può permettersi di trasportare un patogeno così importante e così in grado di decimare la propria popolazione. Per cui i provveditori di sanità che troviamo descritti nella storia della Repubblica Serenissima sono delle personalità, sono dei veri e propri medici con un potere molto ampio, in alcuni casi addirittura superiore a quelli dei massimi vertici della Repubblica Serenissima, che intervenivano a livello proprio sociale
in modo tale da contenere, ecco qua il concetto di abbattimento o limitazione dei fattori di rischio, contenere tutto quello che poteva in qualche modo influire sulla diffusione di questa malattia infettiva. Ad esempio l'obbligo dell'immediata denuncia dei casi anche solo sospetti di infezione, controlli e immediati interventi una volta identificato appunto la persona malata o la famiglia ammalata. Come vedete, l'assonanza e la vicinanza con quello che sta accadendo in questo 2020 è veramente molto chiara. Il controllo delle malattie infettive all'interno della Repubblica Marinara riguardava non solo la peste, ma in generale tutte le malattie a trasmissione diretta, e più importante e oggetto di molte provvedimenti, ad esempio il contenimento del morbo gallico. Il morbo gallico era la sifilide, problema che appunto riguardava i frequentatori dei bordelli, e considerando l'ambiente in cui veniva a diffondersi, era particolarmente grave, in quanto appunto come Repubblica Marinara i foresti erano molto presenti all'interno della struttura della società. Per cui il magistrato della sanità, provveditore della sanità, magistrato della sanità, poteva disporre di misure sanzionatorie anche molto importanti per scoraggiare la prostituzione con finalità di sanità pubblica, per cui non finalità di altro genere, ma tra virgolette banalmente di sanità pubblica. La Repubblica Marinara doveva difendere appunto la struttura stessa che si era creata nella sua società. Risale alla Repubblica Marinara l'istituzione della quarantena, l'istituzione dei lazzaretti, cioè dei luoghi dove venivano fatti transitare e rimanevano per dei tempi ben preordinati, cioè i famosi 40 giorni, dove venivano fatti transitare i foresti, ma soprattutto le merci provenienti da tutto il mondo. Ricordiamoci appunto l'estensione del mercato della Repubblica Marinara, delle Repubbliche Marinare, in particolar modo di Venezia. E anche qui troviamo un'assonanza, una vicinanza con quello che accade adesso, perché effettivamente il lazzaretto fu una grande diciamo, innovazione della città, ma appunto in questa citazione che vi riporto cominciava anche lui a manifestare inadeguatezza nel caso in cui le persone che uscivano dal lazzaretto tornavano nelle loro abitazioni e diventavano focolaio perché non ancora totalmente guariti. E come vi dicevo, i punti di assonanza continuano ad essere parecchi, per cui il lazzaretto va bene, ma ne esco dalla quarantena solo quando sono in grado di non diventare, cioè non sono più un fattore di rischio per il resto della popolazione, perché devo rimanere là un tempo necessario per guarire e per rendermi non contagioso. L'igiene pubblica nella Serenissima però perciò era proprio incarnata da questi provveditori. I provveditori si occupavano delle varie materie igienistiche, soprattutto della movimentazione del commercio e anche dell'acqua. Ricordiamoci che l'acqua potabile o non potabile, e quando non diventa, non lo è più, appunto, diventa acqua non potabile, è un veicolo di trasmissione per malattie con trasmissione orofecale importantissima, per cui erano delle personalità, il medico igienista era veramente una personalità importantissima e fondamentale per il proseguo dell'attività della Repubblica Marinara. Altra cosa, la difesa sanitaria dei confini. Vi ricordo reminiscenze di letture fatte magari qualche anno fa oppure più recenti. Renzo Tramaglino non può andare a Bergamo perché deve transitare, passare il fiume di notte con i contrabbandieri, perché c'era la peste a Milano nel 1600
negli anni in cui sono ambientati i Promessi Sposi, e i restagli di sanità, la difesa sanitaria dei confini era in quel momento molto attiva, per cui la Repubblica di Venezia, Bergamo appunto faceva parte della Repubblica Marinara, cercava di proteggersi dall'ondata della peste che stava arrivando invece dalla Lombardia. Per cui sono un controllo doganale, diciamo, che è anche sanitario, per cui non è solo il fiorino della citazione che vi ho fatto di un celeberrimo film, ma è un controllo parallelo a quello fiscale, ma proprio per la sua importanza ancora più accurato e ancora più minuzioso. Il dottor Peste è una figura emblematica della gestione della sanità nel momento delle epidemie, ed è un personaggio che fa parte delle maschere del Carnevale di Venezia, per cui molti di voi lo conosceranno, e anche se andate adesso a Venezia sono tra le maschere forse più vendute, no? Il dottor Peste era il medico, appunto, che si occupava dei malati di peste. Nel tempo, come vi ho notato qui, ha assunto anche una connotazione un po' sinistra, soprattutto questa maschera, questo becco che mirava a proteggere i medici dal cosiddetto miasma, perché si pensava che la peste si diffondesse attraverso l'aria avvelenata, perché all'interno del becco veniva messa una miscela di profumi che appunto dovevano far impedire all'aria il raggiungimento di bocca e narici del medico, e in questo modo poteva effettivamente salvarsi. Se noi andiamo a vedere, qui ho fatto un po' un gioco, andiamo a vedere qual era l'abbigliamento del dottor Peste e andiamo a vedere qual è l'abbigliamento attuale dei medici che si occupano della cura dei pazienti di Covid-19, troviamo molte similitudini. Vedete alla sinistra della slide una raffigurazione appunto dell'abbigliamento del dottor Peste, e con le frecce possiamo vedere che effettivamente il suo abbigliamento è trasportato nel 2020 con materiali diversi, ma praticamente è lo stesso, per cui coprirsi bocca, naso, occhi attraverso una maschera. Se vedete la mascherina FP3 ci assomiglia anche un po' a un becco, perché ha una protrusione in avanti per il filtro. I guanti, naturalmente adesso ci sono guanti di lattice o comunque guanti di materiale plastico diversi. Ai tempi i guanti erano di pelle di capra. Ci sono i calzari, che adesso abbiamo anche qui in materiale monouso, usa e getta. E poi c'è questo bastone che aveva il medico della peste, il dottor Peste, e che consentiva di mantenere la distanza sociale, cioè il medico girava con questo bastone e per rimanere lontano dal paziente e dalle persone potenzialmente infette. Perché vedete, abbiamo cambiato i materiali, ma il concetto di base è proprio quello. Se la malattia si diffonde attraverso la respirazione, per cui attraverso l'emissione attraverso naso e bocca di goccioline più o meno grandi, io devo proteggere sia chi riceve le goccioline, ma io che le posso emettere devo evitare di emetterne nell'ambiente, per cui la doppia protezione. Sul lavaggio delle mani però c'era ancora molto da fare a livello della Repubblica Marinara. Infatti il papà del lavaggio delle mani è questo dottor Ignaz Semmelweis, che ostetrico, che nella Vienna degli anni del 1800, 1840 circa, aveva intuito quanto lavarsi le mani fosse assolutamente dirimente in termini di carico di mortalità, in un ambito che è quello dell'ostetricia, cioè della mortalità appena dopo il parto. Aveva notato che i medici passavano indifferentemente dai parti a curare pazienti piuttosto che a eseguire delle autopsie senza lavarsi le mani. E facendo delle prove poi anche su studenti delle scuole di medicina di allora, si rese conto di quanto le infezioni calassero in modo veramente drastico
solo, tra virgolette, solo costringendo le persone a passare da un tavolo operatorio piuttosto che da un lettino all'altro, passarci solo dopo essersi lavati adeguatamente le mani. Vi ricordo comunque che il lavaggio delle mani ha cambiato radicalmente la storia della chirurgia e la storia della medicina, ma non è ancora così diffuso o così tanto diffuso come si potrebbe pensare, perché questo lavoro pubblicato non tantissimi anni fa aveva evidenziato tra gli studenti universitari americani che dopo essere andati in bagno si lavava le mani il 43-78% dei maschi e il 69-84% delle femmine. Le due percentuali riguardano naturalmente andare in bagno urine, andare in bagno feci. Prima di mangiare, invece, sempre gli stessi pazienti si lavavano le mani ancor meno, per cui solo il 10% dei maschi e solo il 7% delle femmine. Per cui capite che stiamo lavorando ancora sulla consapevolezza di quanto piccolissimi gesti siano invece fondamentali per prevenire le malattie. Un piccolo volo spazio-temporale, cioè passiamo dalla Serenissima dei tempi della Repubblica Marinara e andiamo a Londra nella seconda metà del XIX secolo per vedere invece quanto sia importante in termini preventivi l'approccio epidemiologico. E l'esempio è quello che si fa tutti gli anni nella prima lezione di igiene generale, no? Si parla dell'epidemia di colera a Londra appunto la prima metà del 1800 e dell'intervento del dottor John Snow. Il colera era un'altra infezione con trasmissione orofecale, però in questo caso non un virus respiratorio, un'infezione molto presente, ciclica, ed era dovuta alle norme igieniche generali un po' diciamo superficiali che trovavamo un po' distribuite un po' ovunque. Joe Snow era questo medico, era anche lui un ostetrico tra l'altro, e si occupava prevalentemente di anestesia, ma con queste sue intuizioni è diventato il papà, diciamo, dell'approccio epidemiologico allo studio delle malattie infettive. Durante questa epidemia di colera, Snow ha notato, per cui ecco qua il lavoro dell'epidemiologo, l'osservazione innanzitutto, gran parte delle persone ammalate di colera abitava in un contesto di disagio urbano, per cui in case povere, per cui in quartieri poveri, situati al di sotto del livello del Tamigi, per cui in una zona dal punto di vista geografico abbastanza ben delineata, che questo contagio riguardava interi nuclei familiari. Per cui ha cominciato a ragionare in termini di esposizioni che riguardassero quella parte di Londra e che potessero riguardare complessivamente e contemporaneamente il nucleo familiare, per cui la mia unità epidemiologica, come si dice, era la famiglia. Dalla sua osservazione è arrivato a vedere come effettivamente l'acqua poteva essere il potenziale veicolo di infezione. L'acqua naturalmente viene utilizzata per scopi sia alimentari che non alimentari, perché è un qualche cosa che è presente quotidianamente in dosi elevate in tutte le famiglie. E si è concentrato soprattutto sulle società di approvvigionamento idrico. Siamo nel 1832, l'acqua veniva prelevata direttamente dal fiume e i sistemi di potabilizzazione non erano sofisticati come sono adesso. Si può utilizzare, si preleva l'acqua di fiume anche a scopo umano e alimentare, però naturalmente i processi di potabilizzazione devono essere efficaci e particolarmente drastici. Il dottor Snow raccolse in quegli anni moltissimi dati e soprattutto osservazioni che lui, con un'intuizione molto geniale, raccoglieva in modo parallelo, cioè persone ammalate di colera ma anche soggetti sani, cioè andare a vedere se effettivamente c'erano delle differenze a livello di esposizione
Il colera si trasmette appunto con una catena orofecale, ma il suo veicolo principale è l'acqua. E cominciò con un'indagine retrospettiva, prima pensando ad una sorta di veleno, cioè un qualche cosa che potesse appunto attraverso l'acqua raggiungere questi soggetti e che portava una malattia che aveva la sua appunto manifestazione più importante come diarrea. Tutti bevevano, per cui l'acqua potabile era l'indiziato, doveva essere l'indiziato principale, ma tutti bevevano perché l'acqua doveva essere comunque il veicolo dell'infezione o poteva essere il veicolo di infezione. Cosa ha fatto? Ecco il secondo caposaldo dell'approccio epidemiologico. Andare a vedere, questo lui ha potuto farlo solo qualche anno dopo con la seconda epidemia, andare a fare quella che è un'epidemiologia, una georeferenziazione si chiamerebbe adesso, dei punti di captazione dell'acqua, cioè i pozzi, e delle residenze dei pazienti, cioè delle persone che si ammalavano di colera. Ora appunto si chiamerebbe georeferenziazione, lui ha creato una mappa dove appunto ha identificato i pazienti e è andato a vedere se effettivamente questi si concentravano o meno vicino a determinate pompe pubbliche dell'acqua oppure no, oppure fossero completamente distribuiti. Il risultato è che effettivamente il maggior numero di pazienti si concentrava vicino alcune pompe, soprattutto la pompa pubblica di Broad Street, da cui sgorgava l'acqua di una determinata società che distribuiva l'acqua a sud di Londra e attraverso queste informazioni che Snow diede poi agli ufficiali pubblici governativi è stato possibile diminuire i casi di malattia semplicemente, tra virgolette, chiudendo la pompa, cioè rimuovendo la pompa dell'acqua, rimuovendo la causa. Per cui l'approccio epidemiologico capillare che serve per arrivare alla prevenzione della malattia togliendo appunto l'agente patogeno, ma soprattutto togliendo il veicolo, togliendo la fonte di questo agente. Non si è agito sul vibrio del colera, ma si è fatto in modo che il vibrio del colera non arrivasse attraverso la sua via principale. Cosa fa un epidemiologo perciò? Questa specie di decalogo, che non sono 10 ma sono 8, poi alla fine è stato scritto da un po' di anni fa, qualche decennio fa, dal professor Paolo Vineis, attualmente all'Imperial College di Londra. Lo vediamo spesso intervistato anche in epoca adesso per l'epidemia, uno dei maggiori epidemiologi mondiali, in italiano, viene dall'Università di Torino, e che ha scritto un po' qual è l'approccio epidemiologico a una malattia. È un approccio epidemiologico che vale sia per le malattie infettive, perché soprattutto nasce dalle malattie infettive, ma che poi si declina anche nelle malattie cronico-degenerative, per cui nei tumori, nel diabete, per le malattie cardiovascolari. Sicuramente un'osservazione, una descrizione del fenomeno attraverso dati quantitativi e attraverso lo studio della relazione di questi dati in rapporto al tempo e allo spazio, per cui tempo, spazio e quantificazione dei dati servono proprio per far sì che questa osservazione porti a identificare il fattore di rischio, ma soprattutto qual è il suo punto debole e poter effettivamente poi agire su quello per ridurre il rischio. Dottor Snow aveva identificato la malattia non proprio con un'analisi di laboratorio, ma andando a seguire in modo retrospettivo qual era il suo percorso, cioè che cosa aveva causato la malattia. A questo punto poi il lavoro consente di identificare dove posso agire, per cui stimare l'impatto di questi dati a fini preventivi e stimare l'impatto. Chiudo la pompa dell'acqua
oppure blocco l'ingresso delle merci Repubblica Veneziana per 40 giorni, scusatemi, in modo tale che l'eventuale contaminazione venga moderata, venga mitigata da fattori o interventi esterni, e a questo punto io riduco il rischio. Cosa ci portiamo a casa dall'analisi epidemiologica, dall'approccio preventivo necessario per ridurre il rischio della malattia? Sicuramente il fatto che dobbiamo proprio avere ben chiaro che il rischio zero non esiste, noi lo possiamo solo ridurre e dobbiamo agire in modo tale che questo tenda allo zero, sapendo però che appunto non arriviamo a zero. Questo non deve però farci diventare dei fatalisti. Beh, il rischio zero non esiste, allora non faccio niente. No, perché il carico di malattia diminuisce in modo molto importante e soprattutto i sistemi sanitari, l'igiene poi si aggancia naturalmente in modo naturale, diventa sanità pubblica, i sistemi sanitari poi, se il rischio è ridotto, sono in grado di gestire il numero di malati che effettivamente poi, essendo ridotti, possono essere curati meglio e possono anche guarire nel caso in cui poi si raggiunga effettivamente una cura risolutiva. L'indagine epidemiologica è assolutamente necessaria perché dobbiamo individuare modalità e catena di trasmissione per agire lì come una sorta di cordone ombelicale della malattia, no? Se taglio quello stacco tutto, riducendo ancora di più la possibilità che l'impatto con questi agenti diventi insostenibile per la salute pubblica. Le misure di contrasto devono essere comunque funzionali e soprattutto derivare da un'analisi corretta dei dati, per cui misure di contrasto alla malattia devono essere bilanciate con quello che è la gestione complessiva della sanità pubblica. Anche qui ci viene in aiuto la storia all'interno della Repubblica Sanitaria. Venezia basava il 100% della sua vita sul commercio, perché non poteva interrompere i commerci, altrimenti sarebbe morta come città, come repubblica. Per cui ha trovato delle misure di contrasto che in un qualche modo riuscissero a ridurre il rischio, ma nello stesso modo potessero continuare a far vivere Venezia. Il monitoraggio del cambiamento è fondamentale per adeguare le misure, per cui prevenzione è sicuramente tenere basso il rischio di ammalarsi utilizzando più strumenti, e prevenzione è soprattutto avere un'arma in più per contrastare le malattie che non vengono eliminate in modo definitivo, se non in pochissimi casi, da contare veramente sulle dita di una mano. Vi lascio e vi ringrazio per la vostra attenzione, ricordandovi cosa ha riportato sul capitolare dei medici del 1258, nonché giuro di accudire gli infermi, i feriti e tutti coloro che siano affetti da qualche infermità, che prenderò in cura assistendoli con lealtà e prestando loro le cure del caso, secondo le rispettive affezioni, dando loro i consigli e gli aiuti opportuni, senza mai prolungare con frode le loro affezioni. E se qualcuno ha mai sentito o letto il giuramento di Ippocrate che i ragazzi, i laureandi in medicina leggono alla fine del loro percorso, vedrà che il filo rosso che unisce la medicina e la sanità pubblica è effettivamente continuo ed è continuato nel corso degli anni. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati appunto oggi qui in questa bellissima esperienza. Grazie. Grazie a te Maria, veramente straordinario. Io sono rimasta totalmente catturata da questa narrazione, anche con questo approccio storico. Qua ci insegna anche come fare
lo storytelling appunto della prevenzione. Grazie anche per questo e mi faccio portatrice di un messaggio del professor Marangon che dice di avere un problema con la chat ma vuole assolutamente farti i complimenti per questo intervento. Grazie. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ha domande, richieste di chiarimenti. Io sono rimasta colpita appunto dalle tantissime similitudini, non avevo realizzato fino ad oggi questa storia della prevenzione di così lungo periodo, il fatto che abbiamo accumulato progressivamente delle conoscenze, perché per noi naif, cittadini comuni, la situazione si è presentata come nuova, originale, con tutta una serie di dettami che abbiamo ricollegato al momento, che attribuiamo appunto ad oggi alla conoscenza scientifica, ma evidentemente come vale per ogni ambito scientifico, la conoscenza è ben cumulata, stratificata, corretta appunto man mano. Io ho una piccola domanda a proposito delle condizioni termini della quarantena. Tu appunto citavi il caso della Serenissima con l'indicazione dei 40 giorni di quarantena canonici che recuperiamo dalle memorie storiche. E mi ricollego a quello che è anche una piccola discussione di questi giorni, per cui qualcuno, soprattutto con motivazioni economiche, diciamocelo, propone la riduzione della quarantena da Covid dai 14 giorni che ben conosciamo a 7 o meno. Io personalmente mi sono chiesta, ma ci sono delle ragioni scientifiche per una proposta di questo genere, perché capisco bene l'emergenza economica, anche questa è ben chiara ed evidente a tutti, però se poi il vantaggio economico deve andare così a scapito appunto di una norma di prevenzione che finora abbiamo acquisito come consolidata, qual è il ragionamento, qual è insomma un po' l'indicazione e quindi anche il suggerimento per ciascuno di noi che poi consapevolmente deve decidere proprio dei propri comportamenti responsabili. Allora, ci troviamo sempre di fronte alla difficoltà di raggiungere un equilibrio. Noi abbiamo molti più strumenti adesso per capire dal punto di vista epidemiologico effettivamente quanto sia ad esempio il tempo di incubazione di una malattia piuttosto che della capacità di appunto essere di poter infettare altre persone. Per cui dai modelli che appunto sono stati fatti in tempo reale, perché dobbiamo ricordare che questa malattia è nuova, per cui possiamo affidarci alla storia per le misure, possiamo affidarci alle conoscenze su malattie simili, ma questa di fatto è una patologia nuova. Per cui i modelli ci dicono che effettivamente la quarantena non è più di 40 giorni, ma viene ridotta perché il rischio è ridotto in modo sostanziale anche. Maria, abbiamo perso l'audio per un istante. Ok, adesso è tornata. Allora, diciamo che appunto questi modelli matematici che si affidano alla raccolta di dati fatti in tempo reale, però, perché appunto, ripeto, stiamo vivendo un'epidemia, per cui li raccogliamo e li elaboriamo, ci dicono che effettivamente in 14 giorni siamo ragionevolmente certi che il rischio è molto abbattuto, in 7 ci prendiamo un'altra quota di rischio in più, per cui è il difficile compromesso tra effettivamente il danno ricevuto da un blocco troppo prolungato e il danno invece ricevuto da un blocco troppo poco prolungato in termini di impatto della malattia. Per cui a Venezia nel 340 giorni nascono dal fatto che è tanto tempo, perché una persona si ammala e o muore o guarisce.
perché poi alla fine è quello, cioè il ragionamento è semplice, no? Direttamente, per cui ti tengo lontano per un tempo ragionevole, per cui avevano visto che entro 40 giorni o si moriva o si guariva, per cui quello era il loro parametro. Noi abbiamo qualche dato in più, naturalmente, perché abbiamo tantissime informazioni, magari ne potremmo avere qualcuna in più, ma non tutti le mettono a disposizione, ma questo è qualcosa che tocca livelli diversi dai nostri. E al momento 14 giorni è una quarantena, è un intervallo con una ragionevole sicurezza che può essere diminuita sapendo che si acquisisce però una quota di rischio in più. E questo rischio, tra l'altro, è diverso se la quarantena la fa un bambino, la fa un insegnante, la fa un anziano, la fa un professore universitario che fa le lezioni tutte attraverso Teams, per cui sta a casa sua e non vede nessuno. Per cui è un dato che purtroppo, perché tutti noi siamo alla ricerca di certezze, è un dato che non è certo, per cui dobbiamo appunto affidarci un po' a queste informazioni che possono cambiare nel tempo, ma cambiano proprio sulla base del numero di dati che man mano vengono acquisiti. Per cui stiamo vivendo un'epidemia. Noi finora, come giustamente ha detto lei, siamo vissuti su quello che è successo prima, per cui sappiamo quello che è successo nel colera nel 1800 piuttosto che nell'epidemia di colera del Novecento, che ha colpito comunque anche l'Italia. Chi come me è un po' meno giovane se la ricorda, insomma, no? C'è stata. Per cui viviamo su il dato storico, però il contesto è profondamente cambiato. È profondamente cambiato. Per cui sì, non c'è una risposta univoca per questa domanda, per cui dobbiamo affidarci a quello che man mano nel corso dell'evoluzione dell'epidemia, della pandemia ormai, viene acquisito come dato che ci permette di regolare, appunto dicevo, il monitoraggio costante ci permette di regolare le indicazioni. Grazie, vediamo se c'è qualcuno che alza la manina con qualche domanda, oppure se la tiene in caldo per dopo, per la fine. Ne approfitto, Maria, per così un'altra suggestione che ho trovato nelle tue slide, parlando di determinanti della salute e fattori di rischio. Ho visto citata l'esclusione sociale, ovvero il contatto come un elemento di prevenzione, se vogliamo, quindi la buona socialità, la condivisione, il sostegno sociale. E da psicologa sociale appunto ho riconosciuto questo come un elemento fondamentale del benessere. Rispetto all'elemento fattore di salute mi è venuto in mente che invece in questo periodo ci viene raccomandato il distanziamento sociale, ovvero il distanziamento fisico, e io negli ultimi mesi ho trovato un po' di confusione appunto tra sostegno sociale doveroso e distanziamento fisico. È stato messo un po' in un calderone tutto unico del tipo dobbiamo stare isolati, ridurre i contatti, quindi ridurre i contatti sociali. E invece l'ho trovato sbagliato, perché i contatti sociali appunto attraverso i mezzi di comunicazione dovevano essere accentuati piuttosto come elemento di sostegno, come fattore appunto a favore del benessere soprattutto psicologico, che ha contato moltissimo nell'ultimo periodo. Possiamo chiederti un po' un commento, insomma, su questa dimensione relazionale sociale? Sì, anch'io ho riflettuto spesso in questo periodo, perché la parola sociale contiene al suo interno anche il distanziamento fisico, no? Volendo, però fino a un certo punto. E infatti il bastone, il bastone del dottor Pest secondo me è assolutamente emblematico. Io non sto impedendomi di andare in giro, ma ti tengo lontano, a distanza di un bastone. Cioè non confondere, cioè non sovrapporre completamente il concetto di distanziamento sociale dal concetto di distanziamento fisico. Qui noi stiamo parlando di un virus a trasmissione aerea, per cui una trasmissione aerea significa che mi raggiunge attraverso le emissioni, eccetera.
Per cui non necessariamente il sociale significa un isolamento totale, ma significa spesso semplicemente mantenere le distanze. È vero anche questo, cioè lo scambio, la stretta di mano. A me sta mancando la stretta di mano, ad esempio. Non pensavo di doverlo dire, però insomma salutare qualcuno senza stringergli la mano sembra una cosa strana. Però effettivamente è un qualche cosa che non mi impedisce di salutarlo, mi impedisce un segno di saluto. Allora ogni tanto rifletto, in altre società evolute come la nostra non ci si saluta dandosi la mano, ma facendo qualcos'altro. Per cui la socialità è vero che viene in parte limitata, ma viene semmai un pochino modificata, e in un contesto come questo, dove abbiamo a disposizione tanti strumenti in più, cosa che non avevano ai tempi della Serenissima, ad esempio, non potevano accendere uno smartphone o collegarsi via web con qualcuno, scrivevano, quello sì, scrivevano parecchio. Credo che appunto sia possibile trovare un buon equilibrio senza perdere la socialità. È certo che le regole che ci hanno dato e che ci siamo dati sono molto semplici: lavarsi le mani, distanziamento, chiamiamolo fisico, forse dal punto di vista della comunicazione sociale faceva più ricordare Boccaccio con il suo Decamerone, no? Andiamo via tutti, piuttosto che un vero e proprio distanziamento, che in realtà è soprattutto distanziamento fisico, perciò, e portare la mascherina. Queste cose qua non sono difficili, ma sicuramente modificano, senza impedirlo, la socialità. Almeno questo è quello che penso, perché io posso parlare con voi senza mascherina tramite un video, non è il massimo della vita, però vabbè. Però nessuno ci impedisce di parlare anche di persona, mantenendo una piccola distanza e mettendo la mascherina. Possiamo continuare e dobbiamo continuare a socializzare tra di noi, assolutamente. Benissimo, grazie anche per questi commenti. Veramente, se fosse possibile, fare un applauso. Ecco, prendilo come un calorosissimo applauso, un grazie per questo intervento. Sono sicura che abbia stimolato moltissimo interesse e curiosità nei nostri studenti e studentesse, e voglio riprendere un concetto che tu hai citato molto frequentemente nella presentazione: rischio zero non esiste. Per introdurre il secondo intervento della mattinata e introdurre la collega professoressa Francesca Capodanno, che è appunto nostra docente di teorie tecniche delle relazioni pubbliche 2, ma è anche un'esperta di comunicazione di crisi e anche un'esperta di divulgazione scientifica, e mai come in questo periodo credo si sia cimentata e abbia trovato numerose sfide professionali, numerosi clienti dal pubblico e dal privato che hanno richiesto in questi mesi questa competenza specifica, e io immagino difficilissima, proprio vista la situazione totalmente inedita. E questa mattina Francesca Capodanno ci parla appunto di divulgazione scientifica, percezione del rischio Covid-19, stessa patologia, diverse strategie di comunicazione. Nello specifico, quindi, rischio reale, rischio zero non esiste, ma rischio quantificato, riduzione del rischio, contrapposto, se vogliamo, messo in relazione con la percezione del rischio, che è un elemento appunto psicologico, mi viene da dire, e che è la vera variabile critica per tutti i comunicatori sul tema. Prego Francesca, a te il microfono. Dovresti accendere il microfono ok? Eccomi. Perfetto. È lenta la connessione, speriamo che funzioni bene. Dunque, buongiorno, grazie Renata, dottoressa Parpinel, grazie. Ho avuto un'ora di
fantastica tranquillità ad ascoltare questa relazione che si collega tra l'altro con quello di cui parleremo adesso, dove non c'è altrettanta tranquillità e non c'è, adesso vi condivido la scrivania, non c'è, come dire, una situazione di chiarezza e come dire, di rapporti causa-effetto come vorremmo ci fosse. Dunque, spero vediate la mia scrivania, se no avvisatemi. Sì, si vede, confermo. Ok, bene. Dunque, senza voler chiaramente offendere nessuno e con il massimo rispetto per quello che sta succedendo dal punto di vista della salute, l'analisi che facciamo noi oggi riguarda il Covid-19 come laboratorio di comunicazione. Sembra un po' cinica questa mia osservazione, ma chi si occupa di comunicazione di crisi come me in qualche modo deve separarsi un po', deve fare come fa d'altra parte anche il medico quando cura il proprio paziente, deve separarsi da quello che è l'aspetto psicologico, dalla difficoltà, dalla tensione che una situazione critica induce per guardare il tema dall'esterno. Ora, se noi consideriamo il Covid-19 come un laboratorio di comunicazione, ebbene, abbiamo un laboratorio come mai avremmo sperato di avere, no? Cinicamente e terribilmente parlando, perché abbiamo uno stesso evento, uno stesso problema che avviene sostanzialmente contemporaneamente in tutto il mondo, seppur con tappe e fasi diverse. Abbiamo però anche potuto osservare e stiamo tuttora osservando diverse strategie di comunicazione utilizzata, risultati in termini di comunicazione diversi, ma anche diversi risultati operativi. La difficoltà è che noi siamo, come diceva prima la collega, siamo all'interno dell'epidemia, quindi non possiamo guardarla dall'esterno e studiarla come possiamo studiare oggi la peste o il colera, o come possiamo anche studiare Ebola, che è una patologia molto, molto più recente, un virus molto più recente, del quale però abbiamo circoscritto i luoghi e i tempi e quindi possiamo guardarla con uno spirito e con un occhio esterno. Noi oggi ci troviamo nello stesso momento a comunicare la crisi, a subire la crisi, a vivere la crisi, a vivere gli effetti della crisi. Quindi un laboratorio come questo effettivamente possiamo dire che forse è solo in una guerra, no? In una situazione in cui c'è questa pervasività così estrema, possiamo trovarci in una situazione simile. Dunque dobbiamo però un attimo uscire dal fatto che ci troviamo all'interno di una crisi, di questa crisi così permeabile, permeante, per ragionare assieme su cosa sia la comunicazione di crisi, dare giusto due piccoli elementi, diciamo, che ci permettono di capire se effettivamente ci troviamo in una crisi, ci serve una base teorica dalla quale partire. Beh, credo che non ci sia nessuno che creda che non ci troviamo in una situazione di crisi oggi. Potremmo però tornare indietro un po' con, come dire, con la nostra linea del tempo e citare quel 9 di gennaio 2020 che ha già citato prima la professoressa Parpinelli, cioè il giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità disse: sapete che c'è, esiste il Covid. Perdonatemi un po' uno stile divulgativo, ma insomma siamo già insieme qua da un'ora abbondante, quindi ho anche piacere di tenere viva e in maniera divulgativa appunto la vostra attenzione. Bene, quando esiste una comunicazione di crisi, semplificando tantissimo, una situazione di comunicazione di crisi si attiva quando c'è una variabile interveniente, quindi quando all'interno di un sistema, sia esso il mondo intero come nella situazione del Covid, sia esso una singola azienda, sia esso un ospedale, sia esso una realtà sostanzialmente, arriva una variabile interveniente. Che caratteristiche deve avere questa variabile interveniente? Deve essere o in attesa, quindi accadere una cosa che nessuno di noi si aspettava, nessuno di noi all'interno dell'organizzazione si aspettava, oppure molto improbabile. Cosa significa? Che poteva essere attesa, quindi ci abbiamo pensato, abbiamo una strategia, abbiamo una logica, ma è così improbabile che mette comunque, per il fatto di accadere, mette il sistema in discussione. Questo è un tema
estremamente importante della crisi, cioè la crisi deve minare effettivamente e concretamente la realtà, l'ambiente in cui questa esiste. Ci deve essere anche un'incertezza dell'esito, perché altrimenti non abbiamo una crisi, abbiamo una perturbazione momentanea dello stato del sistema. La crisi è incerta per un periodo sufficientemente lungo da richiedere la necessità di un intervento. Esistono delle crisi in politica, nel mondo medico, nel mondo scientifico, nel mondo sanitario, esistono delle crisi che sono così brevi che non hai il tempo di mettere in moto un sistema di comunicazione, avvengono, si chiudono e devi solo comunicare, sempre tenendo conto della crisi, il fatto che sono avvenute sostanzialmente e le potenziali conseguenze. La crisi di cui si occupa la comunicazione invece ha questo elemento di incertezza dell'esito per un lungo periodo, ma questo non basta, ovviamente chiamandosi crisi, l'esito e l'incertezza dell'esito deve tendere verso un esito infausto, quindi verso una sorta di rischio di perdita o di perturbazione che porta a un esito negativo per un periodo sufficientemente lungo. Ora, come dicevo prima, è chiaro che in questa situazione è stato chiaro abbastanza presto a tutti, ma poi vedremo non così presto, che ci trovavamo in una situazione di crisi in cui la comunicazione doveva essere attivata molto velocemente. Ma se noi invece usciamo dal tema del Covid-19, questa griglia metodologica, chiamiamola così, e che interessa soprattutto quanti sono studenti di comunicazione, cioè quindi di relazioni pubbliche, questa griglia metodologica non è così facile da applicare e soprattutto bisogna essere certi di essere in una situazione di crisi per attivare un sistema di comunicazione di crisi, perché il sistema di comunicazione di crisi come dire, lavora col bazooka, lavora con strumenti di comunicazione molto intensi, con tempi molto veloci. C'è una task force di persone che lavora e che si attiva, ognuna con un proprio ruolo. Pensate anche solo al tema del monitoraggio, lo sforzo di tenere sotto controllo tutte le variabili di comunicazione, tutti gli output di comunicazione per capire poi effettivamente cosa sta accadendo. Quindi nel nostro caso ci abbiamo messo un po' di tempo a capire che era una comunicazione di crisi, dobbiamo anche dire che c'è un tema di comunicazione di crisi globale, ma c'è anche un tema di comunicazione di crisi molto ristretto, quindi che riguarda la singola azienda, riguarda la nostra università, riguarda il singolo corso. Quindi ci sono tante piccole attività di comunicazione di crisi che poi vanno a incastrarsi all'interno di un puzzle più grande che è quello della comunicazione di crisi che tra un attimo definiremo istituzionale. Adesso facciamo un passo indietro e mi ricollego con quanto detto dalla professoressa Parpinel. Allora, il diritto alla salute è garantito dalla nostra Costituzione, l'abbiamo già sentito prima, ed è garantito dalla nostra Costituzione a tutti indistintamente. Bisogna però, l'ha detto meglio di me la professoressa Parpinel, il concetto di rischio zero. Bisogna distinguere tra quello che è il diritto alla salute e quella che è l'efficacia della cura, perché non sono sinonimi. È un modo diverso per dire che appunto il rischio zero non esiste. Quindi se noi la guardiamo dal punto di vista del medico, della divulgazione scientifica e della scienza, il rischio zero, la mancanza di rischio zero è come dire, universalmente accettata, perché chi si occupa di sanità e salute parte da questo presupposto. Non altrettanto il pubblico, perché c'è un paradosso, o meglio più che un paradosso c'è un misunderstanding, ed è l'utilizzo della parola diritto. Tutto ciò che è un diritto per il pubblico viene considerato come qualcosa di, passate il termine, scontato. Ma il diritto alla salute in realtà è il diritto ad essere sottoposto a delle cure. Ma la medicina non è oggi una scienza esatta, anche questa grande banalizzazione, altro modo semplice per dire che non esiste il rischio zero. Non è detto che la cura sia efficace e non è detto che la cura sia disponibile. Trasmettere questi contenuti e questi concetti è non solo difficile, ma
quasi inaccettabile dal punto di vista della comunicazione politica e dal punto di vista della ricezione del messaggio da parte dell'opinione pubblica. Nessuna autorità può garantire la salute intesa come salvezza, nel fatto di rimanere vivi, quindi una cura al 100%, non può essere garantito da alcuna autorità. Quello che l'autorità può garantire è il diritto ad essere curati. Adesso nella prossima slide voi vedete un esempio che non c'entra con il Covid, proprio per sterilizzare un po' il tema. Questa slide non è neanche nuovissima, è una slide del 2013, ma nel 2013 io mi occupavo per conto del Burlo Garofalo di Trieste, che sapete è uno dei principali IRCS italiani per quanto riguarda la cura delle mamme e dei bambini, che coordina un osservatorio nazionale sul tema della mortalità materna, o più precisamente sulla mortalità delle puerpere, quindi sulla quanti casi e perché le donne in gravidanza muoiono o nella parte terminale della gravidanza o muoiono di parto. Il problema di morire di parto è molto sentito e molto purtroppo presente nel Settecento, nell'Ottocento, anche nel Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino a quando in qualche modo la tecnologia medica, la capacità di prevenzione hanno favorito il fatto che appunto la gravidanza non fosse considerata una malattia, ma un passaggio naturale, diciamo, della vita della donna. Questa cultura della gravidanza sicura ha migliorato la condizione della vita delle donne incinte, ha migliorato la qualità del parto, ha migliorato la capacità, diciamo, di gestire la gravidanza in un sistema che fosse meno ospedalizzato, fino al punto in cui il diritto, diciamo, della salute alla gravidanza è stato introiettato da parte delle famiglie. Tuttavia questi dati dimostrano, qui ci sono due modi di calcolare, quello marrone vi sembra più ottimista, quello viola più pessimista. Questi dati del 2013 mostrano la mortalità ogni 100.000 nati vivi delle madri, quindi indipendentemente il bambino nasce e la mamma muore, per capirci. Allora, se voi guardate il dato dell'Italia, vedete un'analisi pessimistica che è banalmente l'analisi Istat, 3,6 ogni 100.000 bambini nati vivi, 9,7 madri morte per 100.000 nati vivi. Il dato cambia sulla base di come contiamo queste donne che muoiono, perché ad esempio nel dato Istat, per fare un esempio semplice, nel 2012 non venivano calcolate le morti dovute ad esempio alla depressione postpartum, ai suicidi postpartum. Cosa voglio dire con questa statistica? Voglio dire che purtroppo in Italia, quando ogni anno nascono 400.000 bambini, circa un po' di più di 400.000 bambini, cosa succede? Succede che un certo numero di donne muore. Ogni volta che muore una donna di parto in Italia, lo sappiamo più o meno tutti. Perché? Perché i media lo riportano come un dato e nella maggior parte dei casi lo associano alla mala sanità. Quindi la donna di parto è morta perché l'inferenza è automatica, consistente e sempre presente, vi direi nel 99% dei casi. Quel dato di cronaca viene associato sempre al fatto che se la madre è morta è perché qualcuno non ha fatto il proprio dovere. Perché? Perché è insito in noi ormai quel concetto che la morte di parto non esiste. Eppure buona parte di questa triste mortalità è dovuta a delle patologie. Quindi c'è questa discrasia che vi ho fatto vedere in un settore diverso del Covid-19 tra diritto e a cosa abbiamo diritto. Perché nella mente delle persone, in una gran parte dell'opinione pubblica, e sempre più questo concetto sta aumentando ed è più presente, e poi vedremo perché è più presente, vi è che il rischio zero, dobbiamo arrivare al rischio zero, o addirittura nella mente delle persone, come dire, nell'opinione pubblica più radicata, questo rischio noi zero lo avremmo già raggiunto, ma
peccato che appunto non essendo così si crea una grandissima discrasia tra il percepito, quindi il rischio percepito, e il rischio effettivo. Il concetto di rischio percepito è un concetto bifronte, a due facce. Da un lato la persona come singolo ritiene di non dover rischiare perché qualcun altro deve garantire che lui non rischia, ma a quel diritto alla salute, in altre parole, non corrisponde un dovere alla salute allo stesso livello. Guardate, questo è un tema interessantissimo che è cioè viene studiato sia in termini di comunicazione, ma è studiato a livello scientifico a partire dagli ultimi 30 anni, e lo scienziato che ha portato questo argomento all'attenzione è Rita Levi-Montalcini, che 30 anni fa, proprio in Friuli Venezia Giulia peraltro, ha proposto una carta dei doveri dei cittadini a fianco della Carta dei diritti. Questo perché noi abbiamo e percepiamo il nostro diritto alla salute, percepiamo meno il nostro dovere alla salute. Si crea il paradosso che abbiamo diritto a entrare nello screening, scusatemi, mammografico del colon retto, già citati prima, quindi a chi ha più di 40 anni o 50 anni arriva a casa una bellissima lettera, molto ben scritta peraltro, a firma dell'assessore regionale alla salute, che ci dice: guarda che tu puoi andare, hai un'età per cui puoi andare gratuitamente a farti la mammografia o a portare un campione delle tue feci affinché venga analizzato il sangue occulto per vedere appunto se sei ai primi stadi e sei a rischio per quanto riguarda il tumore del colon retto. Bene, non c'è un altrettanto simmetrico dovere del cittadino ad adempiere. La stessa questione riguarda ad esempio le vaccinazioni, è un tema che conosciamo molto bene, no? Il numero delle persone che si vaccinano, adesso chiaramente il Covid ha cambiato questa sensibilità, torniamo a prima del Covid. Avevamo un livello di vaccinazione per alcune patologie che si stava piano piano abbassando. A livello territoriale si è lavorato molto in termini di prevenzione per riuscire a risollevarlo. Il dibattito è noto a tutti voi. Quindi entriamo a parlare del nostro Covid-19 per non allungare troppo questa premessa, ma sapendo che c'è un diritto e c'è un dovere, ma la percezione del diritto e del dovere sono diverse, e il concetto di rischio zero, di presenza senza rischio zero, hanno aspettative diverse da parte del sistema sanitario, e quindi in questo contesto da parte del sistema governativo istituzionale, e da parte del pubblico. Ultima slide di premessa. La comunicazione di crisi è tanto più pervasiva, tanto più strategica, a seconda che chiaramente la crisi avvenga in centro o in periferia, interessi tante persone o poche persone, e a seconda che il livello di presenza di risvolti economici, di conseguenze economiche sia più alto o più basso. È chiaro che per il Covid-19 i livelli di questi tre cruscotti, di questi tre continuum sono massimi. Potremmo fare l'esempio di moltissime altre patologie, ho citato Ebola prima, ma è solo, come dire, un esempio, ce ne sono molte altre, anche tra virgolette più semplici, dove l'attenzione sarebbe dovuta essere altrettanto alta per tipologia di patologia, ma proprio perché altri di questi indicatori, centro-periferia, tante persone coinvolte all'inizio, poche persone, hanno ridotto il livello di interesse, e sono cose che magari noi abbiamo solo sentito passare, perché immagino che pochi di voi abbiano studiato o si siano soffermati a lungo su Ebola, perché lo percepivano come un rischio sostanzialmente lontano. Quindi chi magari studia o è appassionato di epidemiologia o lo studio dell'evoluzione delle malattie anche in relazione alla comunicazione, magari ha trattato l'argomento, però vi assicuro che se andate a fare adesso una ricerca attraverso i Trend Talk vedete delle differenze sostanziali chiaramente con quello che avviene oggi.
Bene, premetto che farò degli esempi concreti perché immagino quello è la parte più attesa, diciamo, di questa relazione, però abbiamo assolutamente bisogno di avere un substrato teorico a quello che è il ruolo della comunicazione di crisi dal punto di vista di chi deve emettere i messaggi. Non ci soffermiamo sul fatto semplice e quasi ormai banale che c'è un emittente e un ricevente dei messaggi. Questo emittente e questo ricevente sono diversi a seconda del livello territoriale che noi stiamo analizzando. Se vogliamo però dare una base teorica per quanto riguarda soprattutto il Covid-19, ma in generale qualsiasi tipo di rischio, ecco, questa scaletta ci aiuta, questa linea temporale ci aiuta un po' a comprendere come si affronta la comunicazione di crisi su un tema come il Covid-19. Quindi chi emette il messaggio, chi gestisce in quel momento la comunicazione di crisi al livello in cui la sta gestendo, chiaramente in questa analisi io ho preso come dimensione territoriale i paesi, i singoli stati, perché andare a una dimensione più piccola richiederebbe un'analisi e sta richiedendo un'analisi veramente molto complicata. Andare a una dimensione più grande potremmo discutere il ruolo dell'Europa come federazione di stati in termini di gestione del Covid, ma ne avremo un quadro molto molto parziale, quindi diciamo che la dimensione territoriale migliore per questo tipo di analisi è quella a livello di Stato. Quindi l'emittente cosa deve fare? Beh, prima di tutto l'emittente deve avere chiara l'esistenza della crisi, che è il tema del quale abbiamo sostanzialmente trattato prima. Guardate che non è stato semplice la percezione della crisi. Io sono stata, tra virgolette, fortunata, ma mi ha permesso, questa cosa mi ha permesso di prepararmi un po' in anticipo, perché io nel novembre-dicembre del 2019 lavoravo con un'azienda cinese che aveva una sua sede nella regione di Wuhan, non a Wuhan, ma nella regione di Wuhan. Io lavoravo con un'azienda sostanzialmente cinese che aveva una sua consulente in Italia, in Europa e in particolare in Italia, stavo strutturando dei messaggi per loro, quindi io ricordo perfettamente di aver sentito parlare la prima volta di questa questione del Covid già sostanzialmente a fine dicembre, ma di non aver minimamente percepito non solo il rischio, ma aver minimamente capito che si trattasse di quella cosa che poi avrebbe acquisito questa scala. Così, di fatto, prima del 9 gennaio anche i nostri capi di Stato in qualche modo non avevano una percezione chiara della dimensione. Già a fine dicembre, se andate appunto nei trend talk dell'epoca, si vedono girare delle informazioni in Europa, ma la percezione del rischio e che ci fosse chiarezza dell'esistenza della potenziale crisi, noi oggi possiamo datarla con quel 9 gennaio 2020. Ogni emittente a livello di country, a livello di paese, questa fase 1 l'ha vissuta in un periodo che andava tra il mese di gennaio e dentro il 20 di febbraio. Il 20 di febbraio, soprattutto per l'Italia, è un po' la data, diciamo, che divide il prima della percezione e comprensione oggettiva della crisi e poi un dopo più operativo. Quindi se la fase 1, chiamiamo così, è una semplificazione questa, ma che vi permette di andare su una scala della percezione, va posizionata intorno all'inizio, metà di gennaio. La fase 2 è quella della comprensione, cioè far sì che chi deve comunicare, e quindi il fatto di comunicare sottende il fatto di aver preso prima delle decisioni, avesse informazioni chiare e oggettive della dimensione della crisi e avesse i primi strumenti per aggiornare la crisi, e questo è un tema molto importante sul quale torno tra un attimo. Ecco, quella fase 2 noi la datiamo in Italia intorno al 20 di febbraio. La terza, dicevo prima, gli strumenti per aggiornarle. La comunicazione di crisi si avvale necessariamente, perché se non li ha è un disastro in termini di gestione della crisi stessa,
di strumenti di aggiornamento e di monitoraggio. Da un lato ci sono gli strumenti di aggiornamento e monitoraggio nel campo media, e quindi tutti quegli strumenti che ci permettono di intercettare le conversazioni e i feedback dei pubblici rispetto alla nostra crisi e rispetto soprattutto ai messaggi che noi stiamo dando, ma ancora prima e a monte sono fondamentali gli strumenti per aggiornare la dimensione della crisi. Ovvero più un territorio, più un ente decisionale, scusate, più un ente decisionale ha strumenti a disposizione e quindi una rete di analisi del territorio precisa e puntuale e diacronica, cioè in grado di avere dei trend precedenti e poi costruirseli e analizzarli in successione, più questa crisi sarà compresa e meglio gli strumenti di comunicazione di crisi potranno agire, perché è evidente che se dobbiamo gestire una crisi della quale non sappiamo nulla o sappiamo molto poco, il rischio di errore è talmente alto che bisogna valutare proprio bene se siamo in grado di dare dei messaggi. Nella comunicazione di crisi, sempre per tenere sveglia la vostra attenzione, da premesse sbagliate si arriva solo ed esclusivamente a conclusioni sbagliate. Non c'è quella componente di fortuna che in altri campi, in altri settori magari potrebbe aiutarci. Già con le premesse corrette è molto molto complicato riuscire a dare dei messaggi univoci e chiari, figuriamoci se non abbiamo le premesse giuste. Quindi in questa crisi che noi possiamo analizzare solo in parte guardandola al passato, perché ci siamo così dentro, siamo così immersi all'interno della crisi che non riusciamo ancora a percepire gli effetti finali, gli effetti concreti di tutti gli elementi di comunicazione, sicuramente ha agito e interagito meglio chi ha percepito per primo il rischio e quindi la dimensione del problema e ha attivato di conseguenza prima degli strumenti di comunicazione, li ha preparati, e chi aveva e ha i numeri, diciamo così, la dimensione quantitativa del fenomeno, ma anche ha ben chiare tutte le dimensioni quantitative all'interno del proprio territorio. Sembrerebbe qualcosa di scontato, ma se voi andate ad analizzare, e lo vedrete dopo in una piantina, in una mappa apposita, andate ad analizzare, come presumo anche voi fate ogni giorno, anzi questa è una domanda che porrei molto volentieri se siete come me che andate a guardarvi i dati ogni 2 o 3 ore sui database internazionali della Johns Hopkins University, vedrete che alcuni stati aggiornano i dati relativi a tamponi e relativi a esiti dei tamponi da lunedì a venerdì, non pubblicano i dati il sabato e la domenica, come se il virus in qualche modo andasse in ferie. Oppure vedrete che alcuni territori, soprattutto nell'est dell'Europa, hanno per alcuni parametri dei dati diversi, ad esempio sui temi della scolarità. Si stanno attivando delle prime mappe che non sono ancora diffuse pubblicamente, cioè non ci sono ancora cruscotti pubblici, ma solamente per addetti ai lavori, nei quali si inizia a monitorare quante scuole iniziano a essere chiuse o quantomeno oggetto di contagio sostanzialmente. Quindi ci sono alcuni paesi che misurano, dicono sì, in questa scuola c'è un caso, quindi tu dici ok, c'è un caso, ma altri sistemi che monitorano semplicemente la scuola contagiata, quindi noi non sappiamo se è un caso o se ci sono 100 all'interno della scuola, ad esempio. Quindi l'utilizzo dei dati, e questo non è un tema secondario, perché l'analisi dei dati, il data journalism per arrivare alla fine della catena produttiva sono fondamentali nella gestione della crisi, molto più che in altri tipi di comunicazione. Andando avanti rapidamente, la fase terza è quella strategica della razionalizzazione, la vedremo bene nell'analisi dei dibattiti, ovvero esiste un momento nella comunicazione di crisi che è la fase 3, che è l'output della comunicazione, il momento in cui viene costruito e pubblicato il messaggio. Un messaggio di comunicazione di crisi cosa deve fare essenzialmente? Deve definire i rapporti causali rispetto ai rapporti casuali. L'opinione pubblica, che si forma autonomamente dalla comunicazione di crisi, a fronte di uno stimolo
che rende visibile la crisi all'interno del sistema, qualsiasi esso sia, tende a definire in maniera superficiale quelli che sono degli effettivi rapporti causali, quindi causa-effetto. Se non mi metto la mascherina contagio qualcuno, e rispetto a quelli che magari si rivelano casuali. Quindi il compito della comunicazione di crisi è mettere in evidenza quelli che sono gli effettivi rapporti causali, quindi definire i comportamenti in qualche modo. Deve definire il messaggio, prevedere le conseguenze e prevedere gli scenari. Così come la medicina non è una scienza esatta, tantomeno lo è la comunicazione di crisi, ovvero poiché a ogni azione in un sistema di crisi possono concretizzarsi diverse reazioni, perché non tutte le variabili sono sotto controllo e le variabili intervenienti sono, poiché ci troviamo nella crisi, molto più forti delle variabili prevedibili, succede che chi si occupa di comunicazione di crisi deve definire degli scenari di comunicazione di crisi. Quindi nel momento in cui io immetto nel sistema l'informazione A, devo riuscire a prevedere quali scenari l'informazione A crea, quali reazioni crea nell'opinione pubblica, e prevedendo diversi scenari avere già la comunicazione di crisi seguente. Vi faccio un esempio molto semplice che tutti quanti avete visto. C'è stato un giorno inizio marzo, anzi credo fosse il 9 di marzo, nella comunicazione di crisi italiana, quando sostanzialmente attivate delle misure di sicurezza più stringenti, si sono limitati il numero dei trasporti, quindi il numero dei treni che da nord scendeva verso sud lungo l'Italia è stato limitato. Quindi le persone hanno fatto un'inferenza molto molto semplice, hanno detto meglio che faccio armi e bagagli e me ne torno a casetta d'origine, perché il concetto di state a casa è stato interpretato in un modo solo parzialmente previsto dalla comunicazione. Se a uno studente, effettivamente ce ne siamo resi conto anche noi, se a uno studente tu dici torna a casa, magari intendendo torna al tuo domicilio attuale, il messaggio torna a casa significa io torno a casa dalla mia mamma, oppure è la mamma stessa, come la qui presente, che dice figlio mio vedi di tornare a casa perché così siamo tutti più sicuri. Quindi non sempre la comunicazione di crisi è in grado di tenere conto di tutte quelle che possono essere le conseguenze. Crea delle variabili intervenienti a sua volta che modificano i comportamenti, e quindi bisogna avere una grande capacità di creare degli scenari. Nella fase 3, quindi, noi siamo già nella parte esterna del messaggio, abbiamo già effettuato il nostro messaggio, buono, medio, non tanto buono, brutto, a seconda, come dire, ce lo diremo a posteriori. In ogni caso abbiamo emesso una comunicazione sulla base delle capacità comunicative che avevamo in quel momento. Bene, il nostro messaggio cosa deve fare? Deve fare due cose sostanzialmente. Deve ridurre il danno, sempre perché il rischio zero, se esistesse il rischio zero in un contesto come questo, dovremmo dire alle persone fai quello e così non ci sono rischi. Ci sono tantissimi esempi di comunicazione di crisi dove non serve ridurre il danno, ma come dire, la comunicazione è binaria, no? 1-0, se fai questo succede questo, se non lo fai sei safe. Quindi non mi addentrerò in dettagli perché altrimenti non arrivo in fondo, non abbiamo sufficientemente tempo. Quindi il messaggio che è stato dato era un messaggio che razionalizzava i rapporti causali, cioè quali sono, secondo la scienza, gli elementi causa-effetto, la riduzione del danno, quindi far agire le persone nel modo in cui si crea meno danno possibile e si diminuisce il danno, e soprattutto, e questo è un tema poco trattato, gerarchizzare i pericoli. Questa è una definizione teorica che sta all'interno della crisi di comunicazione che io amo profondamente, perché possiamo dire, chi si occupa di comunicazione di crisi può dire di aver fatto un buon lavoro quando ha ottenuto questo obiettivo, cioè nell'opinione pubblica, nel suo pubblico, nel suo target, riesce a mettere in fila
qual è il livello dei pericoli e riesce a creare un'accettazione sociale di questi pericoli. Cioè non ci sono settori di opinione pubblica che vanno a dire secondo me non è questo il rischio vero, non mi stai dicendo la verità, non mi stai dicendo tutto, non hai tenuto conto di questi elementi, ma sono così convincente, direttivo nella mia comunicazione che è chiaro alla maggior parte del mio pubblico che si agisce in questo modo, riduzione del danno, perché abbiamo operato una gerarchizzazione dei pericoli. Ora io so che la parte che voi aspettavate era sostanzialmente questa, ovvero quella di provare sulla base di questo schema che vedete qua, analizzare in una chiave il più possibile asettica e teorica quelli che sono stati alcuni messaggi che maggiormente hanno in qualche modo influenzato la comunicazione a livello europeo. Badate bene, sono rimasta a livello europeo, non mi sono addentrata all'analisi negli Stati Uniti, un po' perché per lavoro non la sto facendo, mentre sto facendo questa analisi in una sorta di task force, diciamo, di persone che si occupano di comunicazione di crisi, a fini, se vogliamo, di miglioramento della teoria, ecco, diciamo così, lo stiamo facendo a livello europeo. C'è un gruppo di lavoro che lo fa sulla Cina e un gruppo di lavoro che lo fa sugli Stati Uniti. Voi oggi vi beccate l'Europa perché io in questo sto sostanzialmente lavorando. Quindi ricordiamoci questo schema: percezione, comprensione, razionalizzazione, riduzione del danno, gerarchizzazione dei pericoli, e sulla base di questo schema, in chiave diacronica, perché oggi è facile, oggi noi potremmo giudicare qualsiasi cosa perché sono passati 7 mesi, 6 mesi, la nostra percezione del rischio è cambiata perché abbiamo imparato tante cose in 6 mesi, abbiamo utilizzato, siamo stati soggetti a tantissimi messaggi. Dobbiamo tornare indietro quindi alle condizioni, in questo caso del 5 marzo, e guardare quali messaggi sono stati dati nei vari momenti iniziali di questa grande crisi di comunicazione, questa grande comunicazione di crisi, per capire se effettivamente questi parametri sono stati in qualche modo seguiti. Questo è forse uno dei più importanti discorsi fatti sul tema del Covid-19. Perché? Beh, prima di tutto perché è il primo. Quindi il 5 di marzo, quando siamo ancora in una fase, diciamo così, in cui la situazione è estremamente caotica, gli effetti di questa crisi non sono ancora del tutto chiari, l'opinione pubblica italiana è a un livello di soglia di attenzione oltre ormai, quasi non gestibile nel senso che c'è una gran polverizzazione dei contenuti. Il capo dello Stato appare sostanzialmente in televisione con un discorso, e qui io chiaramente ho riportato in rosso, in bold, le cose che voglio sottolineare. È molto interessante leggere tutti questi discorsi col senno di poi, dove qui cosa percepiamo? Percepiamo la volontà di un capo di Stato, e vedremo anche la differenza tra quando parla un capo di Stato e quando parla un capo di governo. Vediamo come il messaggio che viene strutturato parla alle persone, chiaramente, parla di stati di ansia immotivati e spesso controproducenti in una parte iniziale, in una parte centrale sottolinea la capacità dell'Italia e del sistema sanitario italiano a reagire, utilizza il concetto, parla anche ai media per bloccare l'allarmismo. Ora, l'obiettivo qua non è dire bello, brutto, giusto o sbagliato. Quello che è importante capire è dov'era la percezione del rischio in questo momento, il 5 di marzo, perché il bello e il brutto più che altro dovevano ancora sostanzialmente arrivare, no? C'era una pentola che di fatto bolliva.
Andando velocemente, l'11 di marzo c'è il discorso del Presidente Conte, 3 punti: compiere un passo avanti, quindi riduzione del rischio. Passo più importante, qui stiamo annunciando come dire, la riduzione delle libertà, ma l'Italia rimarrà sempre una zona unica, Italia protetta, quindi qui si superano sostanzialmente quelle zone rosse che vedremo. Adesso vado avanti un po' più velocemente perché la professoressa Codiglia mi ha richiamato ai tempi. Qui vediamo come c'erano come dire, questa discrasia creata dalle zone rosse e zone non rosse non era sostanzialmente più gestibile o accettabile. Spagna, 14 marzo, il momento della responsabilità e della disciplina sociale, coesione, necessario proteggere le persone proteggendo noi stessi. Qua il messaggio sono 3 giorni dopo, la Spagna è indietro, tra virgolette, no? Rispetto a noi nell'estensione dell'epidemia, però vedete, è necessario proteggere le persone, è più confuso, se vogliamo, il messaggio, non è così direttivo. Bene, Francia, 16 marzo, sono passati pochissimi giorni, il presidente francese ha un grandissimo problema che deve annullare 2 giorni dopo, deve annullare una fase di elezioni, una prima fase di elezioni è stata fatta la settimana precedente, molto criticata, quella dopo deve venire annullata per poter sottostare alle regole, diciamo, del Covid. Bene, la sintesi grande del messaggio, se andate a guardare tutti i giornali francesi, ma anche un po' di giornali italiani, è siamo in guerra, che era l'unico modo che aveva in qualche modo per giustificare anche il blocco delle elezioni. 2 giorni dopo in Germania, ho lasciato il sottotesto in inglese del discorso di Angela Merkel. Vi prego di tenere conto, questa non è una traduzione perfetta, no? Perché è serio, sembra quasi ridicolo come voglio parlare, bisogna entrare nella cultura e nel concetto tedesco. Quando la cancelliera tedesca dice questa frase, che poi verrà riportata come titolo a tutte le colonne su tutti i quotidiani, è come dire siamo entrati in guerra, cioè ha lo stesso valore del messaggio francese. Velocemente, poi comunque avrete queste slide se vorrete riguardare, era molto interessante questo passaggio della cancelliera Merkel che mette in evidenza come normalmente la cura è vicinanza fisica e come in questo momento è il contrario, cioè arriva dalla Germania, dove la comunicazione è sempre lineare e monolitica, arriva un messaggio quasi uno storytelling per indurre le persone ad allontanarsi sostanzialmente l'una dall'altra. E arriviamo molto velocemente alla situazione inglese, che è il laboratorio più interessante di comunicazione. Qui avete l'immagine di 4 discorsi, perdonate l'immagine uguale del secondo e il terzo, ma vi assicuro che è uguale, io ho fatto copia e incolla, però il tavolo era lo stesso. 12-23 marzo, 10 maggio e pochi giorni fa 23 settembre. Il discorso del 12 marzo di Boris Johnson vi invito a darlo a leggere, perché uno dei grandi problemi che abbiamo nella comunicazione di crisi è il misunderstanding dovuto o a una cattiva traduzione o a un utilizzo improprio delle sintesi dei discorsi. Il discorso di Boris Johnson del 12 marzo non diceva niente che non fosse chiaro e presente, lo dice solo all'inglese e dice molti anziani moriranno, cosa che oltre al fatto che purtroppo si è puntualmente verificata, ha utilizzato, la popolazione non era pronta a ottenere un messaggio di questo tipo, un messaggio che è stato corretto e è stato visto come se tutta la politica inglese fosse cambiata in quei 10 giorni. La politica inglese è cambiata anche a opera proprio di Vineis, che citava prima la dottoressa Parvinel, è cambiata in maniera importante, ma il messaggio semplicemente è stato centrato e, come sempre sanno fare gli inglesi, il stay home è stato forse il messaggio più incisivo che ci è arrivato in quel marzo. Il nostro io resto a casa, io sto a casa, o peggio il nostro andrà tutto bene, non ha avuto lo stesso impatto, lo vedrete tra un attimo.
un minuto solo per guardare il messaggio del 23 settembre, dove l'Inghilterra è stata, contrariamente diciamo alla situazione all'inizio, il primo paese, anche perché il numero di casi sta aumentando in maniera radicale, a ritornare a parlare. Boris Johnson è tornato a parlare al popolo, al popolo inglese, preannunciando ulteriori misure. Quindi questo quadro che si era chiuso il 10 maggio e modificando il messaggio da stay home a stay alert, adesso stiamo sostanzialmente, il cerchio sta in qualche modo e terribilmente ricominciando. Questo grafico che vi faccio vedere rapidamente qua, questo è il grafico che ha fatto cambiare idea a Boris Johnson, o meglio è lo studio dell'Imperial College che è stato pubblicato il 16 di marzo con tutta una trattazione del motivo per cui questi messaggi di attenzione non erano sufficientemente incisivi, e queste politiche di chiudere piano piano una cosa alla volta, che era quello che di fatto diceva nel primo messaggio Boris Johnson, non avrebbero portato agli effetti dovuti. Ultimo messaggio da analizzare è quello della regina Elisabetta, che arriva appena il 5 aprile. Come sapete, la regina Elisabetta ha fatto in realtà pochissimi messaggi alla popolazione, mi sembra fossero 4 da tutto il periodo del suo regno. Ecco, questo è un messaggio che va analizzato e va studiato, perché potremmo dire che in qualche modo ha deluso l'opinione pubblica non inglese, non quella inglese che è abituata a ricevere messaggi istituzionali con questo tono. L'elemento che volevo farvi notare era questa riga qua, ovvero l'accenno a fermarsi a riflettere con preghiere o meditazione, che è un tema presente, mi dicono i colleghi, nella comunicazione orientale del virus. Avete visto molto meno presente nella comunicazione europea. Abbiamo analizzato la parte dell'emittente. Cosa succede quando la comunicazione di crisi viene ben recepita dal punto di vista di chi la riceve? Quindi la fase di percezione e comprensione arriva dopo il messaggio, prima è solo informale, quindi far sì che la popolazione comprenda l'esistenza della crisi e la percepisca come una crisi. Guardate che ci sono ancora persone, e non poche, che non ritengono che questa che stiamo vivendo sia un'effettiva crisi, che la dimensione del problema, le strategie di risoluzione e mitigazione del danno siano comprese e quindi accettate nella fase 3 di reazione. Attenzione che il pubblico ha 2 ulteriori fasi, l'opinione pubblica, che sono fondamentali, ovvero la riorganizzazione della società, avere informazioni e strumenti per agire secondo il nuovo paradigma. Se tutti andiamo a prendere il treno per tornarcene a casuccia contemporaneamente, siamo parte del problema e non parte della soluzione, ed è un problema di messaggio a monte, per arrivare poi a questa fantastica fase 5, che non vediamo tutti l'ora di vedere, della rigenerazione, ovvero le crisi formano una nuova classe dirigente o fortificano quella esistente. Se è stata brava la fortificano, altrimenti ne formano un'altra che supplisce, e si individuano nuove e diverse opportunità del sistema. Questo è non essere irrispettosi, diciamo, della crisi stessa, ma è guardare oltre. Se una buona comunicazione di crisi viene fatta fino alla fase 4, la fase 5 chiaramente arriva prima e arriva meglio. In termini di comunicazione di crisi, i grandi problemi istituzionali sono quelli dell'evaporazione della comunicazione istituzionale e della mancanza di regolarità metodologica. Lo approfondisco bene in questa slide qui, vado veloce, che è quella, la risposta alla domanda che ci siamo posti oggi, ovvero chi comunica meglio o chi ha comunicato meglio. Io non ho intenzione di fare una classifica, perché non è il mio compito, ma soprattutto non siamo in grado oggi di farla, ma quello che il Covid ci sta lasciando in termini di teoria e tecnica, diciamo, di comunicazione di crisi è che, guardate la parte sinistra di questo schema, più forte è la parte sinistra rispetto alla parte destra, meglio
la comunicazione di crisi ha effetto, e non perché la parte destra sia quella cattiva, ma perché la comunicazione di crisi deve essere governata. Quindi più un paese, più un territorio distingue per sua cultura e abitudine tra comunicazione istituzionale intesa come servizio ai cittadini e politica intesa come comunicazione politica, come comunicazione propaganda di governo. Guardate che la propaganda di governo non è un concetto negativo, è la capacità di un governo di raccontare, di parlare, far parlare la maggioranza e l'opposizione, che hanno una dialettica. La dialettica non è negativa, ma questa dialettica opposizione-maggioranza non ha a che fare con la comunicazione istituzionale, che è asettica dal tema politico. Se la propaganda di governo è più forte della propensione dei cittadini a seguire la comunicazione istituzionale o del sistema governativo di spiegare il ruolo della comunicazione istituzionale e abituare i cittadini a utilizzarla, beh, abbiamo un problema. Sono diversi i gravi del problema. I paesi con una comunicazione istituzionale estremamente radicata stanno comunicando meglio di quelli in cui invece comanda la propaganda di governo. Più la comunità scientifica è forte, più vi è regolarità metodologica nella gestione dei numeri del fenomeno, meglio si comunica. Più il sistema mediatico non è abituato a lavorare con la comunità scientifica, più tenderà a fare notizia rispetto al fare sintesi, perché non sarà abituata a fare sintesi. Esempio strabreve: territori come il Friuli Venezia Giulia, dove la comunità scientifica è molto radicata, perché ci sono tanti istituti scientifici di qualità, i media hanno i rapporti con la comunità scientifica, quindi nel loro lavoro quotidiano sono più abituati a utilizzare linguaggi e messaggi. Io ringrazio di vivere in un territorio dove il quotidiano locale ha 2 volte a settimana 2 pagine di scienza, perché i giornalisti che scrivono in quelle pagine di scienza e di divulgazione scientifica hanno banalmente i numeri di telefono degli scienziati, e gli scienziati banalmente sono abituati a rispondere loro al telefono. Ci sono contesti in realtà in cui questo non avviene, quindi se è un continuum è meglio, come dire, comunicare la crisi in un territorio in cui la comunità scientifica ha anche un ruolo di divulgazione e non solo un ruolo di studio. Organizzatori del pensiero. Bene, questo è un problema consistente. Chi sono gli organizzatori del pensiero? Sono gli scienziati da un lato, ma sono i filosofi, sono coloro che scrivono editoriali, sono le persone che in qualche modo fanno sintesi. Ecco, abbiamo visto in questa crisi che il tempo di attivazione degli organizzatori di pensiero è stato molto 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 lungo, perché essi stessi dovevano, all'interno del loro ecosistema, stavano vivendo la crisi, quindi non la guardavano dall'esterno. Mentre è molto veloce dall'altra parte la rete, e quindi la rete, attenzione, in termini di comunicazione di crisi significa soprattutto disintermediazione delle responsabilità e dell'autorevolezza. Guardiamo il lato brutto della rete e non il lato bello della rete, che in questa crisi è stata fondamentale anche per sostenere le persone e divulgare le informazioni. Rete e AD busting, che è una parola abbastanza sconosciuta, ma è la capacità del singolo di ergersi a moltitudine, quindi a, come dire, dare messaggi come se non fosse l'opinione del singolo, ma fosse l'opinione di tante persone. In ultima, il ruolo della comunità tecnologica, quella che regola la rete in particolare o utilizza la rete per comunicare, rispetto ad esempio alla pubblicità. Bene, qui cosa vediamo? Che abbiamo visto che la pubblicità è stata lentissima ad adeguare i propri contenuti al Covid-19, proprio perché era all'interno della crisi, non doveva solo raccontarla. La difficoltà a produrre uno spot pubblicitario durante il lockdown è consistente, quindi mai come in questa crisi la pubblicità è stata lenta ad adeguarsi, mentre la comunità tecnologica ha fatto delle operazioni interessanti. Parliamo dell'app Immuni per caso, poi lasciamo perdere il dibattito dietro, guardiamo all'effetto di produzione del prodotto, diciamo.
ma soprattutto alla forzatura degli algoritmi di comunicazione. Tutti noi, quando apriamo i social media, abbiamo in alto, non so se ci fate ancora caso, abbiamo, intanto io guardo se c'è ancora, una fascia che ci dice qui ci sono le informazioni ufficiali, oppure ANSA che ha creato le verified information utilizzando, diciamo, il sistema anglosassone. Vado veloce perché voglio solo, ecco, il tema era dov'è la classifica non c'è, perché i risultati in comunicazione si valutano nel lungo periodo, questo è lo schema base che molti di voi conoscono per valutare i risultati di una comunicazione. Quello che noi dobbiamo valutare oggi non sono i risultati ma gli effetti, che è ben diverso. Nella valutazione degli effetti dobbiamo tener conto della interessantissima discrepanza nord-sud. Il nord dell'Europa ha comunicato in un modo molto più istituzionale rispetto al sud dell'Europa, perché questa è una cultura. Il fatto che il virus sia andato nella sua prima fase da est a ovest ha fatto sì che la comunicazione si spostasse da est a ovest, sia quella formale che informale. Abbiamo visto prima le date, no? Ed è molto interessante analizzare, ed è un indicatore, il livello di fake news presente all'interno di ogni sistema e quanto si sono combattute a livello tecnologico, a livello di educazione, le fake news. Ultime due slide solo per parlare di questa fantastica dashboard che forse resterà, almeno a mio parere, l'elemento su cui riflettere alla fine quando tutto questo dramma sarà terminato. Questo è la dashboard della Johns Hopkins University che è attivo da credo l'inizio di gennaio. All'inizio di gennaio non aveva questa bellissima maschera, ma chi lo guarda e lo utilizza per lavoro sa che all'inizio non vedevamo tutto il mondo qua, vedevamo solo la Cina nella dashboard della mappa e poi pian piano questo mondo è andato restringendosi e quindi abbiamo zoomato all'esterno per poter vedere tutti i paesi e questa è scattata 2 o 3 giorni fa. Vedete come ormai questi territori tutti rossi diano anche una dimensione proprio come dire immediata del dramma sanitario oltre che di comunicazione. Bene, questa tabella è a disposizione di tutti, in ogni momento, è aggiornata una volta al giorno. Fate un salto dal punto di vista della libertà di espressione dei dati e di come la scienza stia governando. Questo database non è un database politico, è un database scientifico messo a disposizione di tutti, tra l'altro con un'analisi dei dati estremamente interessante. Ultimo dato importante ed è solo una riflessione, questo è il data trend di, credo sia Trentalk a vedere dalla grafica, il giorno non me lo ricordo, a febbraio, questo è fine febbraio, quindi nel pieno diciamo dell'epidemia. Abbiamo tutti noi la possibilità, il software costa mi sembra 40 euro al mese, quindi pensate a quanti software più elaborati di questo ci sono. Questo software restituisce in infografiche molto chiare il feedback della popolazione che va in rete a cercare qualcosa. Quindi il 27 di febbraio, forse questo è un dato cumulativo di tutto il mese, che si riferisce chiaramente però dal 20 febbraio in poi, cosa le persone ancora cercavano su Google in relazione al Covid. Quindi quasi la metà delle persone in tutte le regioni cercava su internet i sintomi del Covid e questo è un tema che ci deve veramente far riflettere in tema di comunicazione. Solo una slide visiva, come abbiamo raccontato questo concetto di io resto a casa nei diversi paesi. Vi prego di guardare questa parte della slide che indico, ovvero i paesi arabi, il manifesto dei paesi arabi con la donna con il volto scoperto. Si sta studiando questa comunicazione perché è molto interessante. Vi lascio sperando che siate ancora con me perché Zoom non dà mai la possibilità di avere un feedback alle facce, quella che parlando di AD busting, quindi di ognuno
come dire, comunica come se fosse una moltitudine, beh, quello che io mi sono salvato, ognuno di noi si sarà salvato un meme, ecco, questo è quello che mi sono salvata io, perché effettivamente era, come dire, una comunicazione informale che ho trovato estremamente, come dire, felice in giorni veramente, veramente tristi. Vi ringrazio e scusate che ho sforato i 10 minuti. Grazie Francesca per questa esposizione estremamente dettagliata. Ricordo a tutti che tu molto generosamente lasci in eredità di questa mattina le slide per studenti e studentesse che sono certa avranno trovato molti aspetti utili, diciamo pure per gli esami, per le tesi di laurea. E ti ringraziamo anche per questo generoso ulteriore contributo. Senza rubare troppo tempo poi all'ultimo intervento, vediamo se c'è qualcuno che alza la manina per le domande. Io ho messo un po' così in contrapposizione due elementi della tua presentazione. Una cosa che mi lascia veramente basita negli ultimi mesi, quelli che vengono definiti i negazionisti, e già dire negazionisti è un complimento perché significa che pensano, i negazionisti che scendono in piazza per dire il Covid non esiste, è una macchinazione politica, una manipolazione per farci fare che cosa, perché non si sa, ma ognuno trova delle giustificazioni proprie, e mi chiedo appunto qual è poi questo impegno di razionalizzazione che queste persone ci mettono, quanta fatica devono aver impiegato per arrivare a una tale illusione di realtà, totale mancanza di realtà sostanzialmente. Dall'altro mi viene da pensare, non so perché, un altro elemento che tu hai citato, questa iperpresenza della comunità scientifica. Siamo passati un po' dalla percezione da 0 a 100 di esperti medici, scientifici, immunologi e quant'altro. Abbiamo imparato tutti i nomi di queste nuove VIP star che hanno messo così in ombra addirittura la Ferragni e di più, insomma, voglio dire, straordinario effetto. E anche questo mai immaginato prima, e straordinario eccesso dall'altra parte di attenzione alle opinioni che abbiamo dato per buone, per come dire, la verità vera, anche se non sempre lo sono state, perché qualche volta pure loro hanno detto qualche fregnaccia qua e là, più o meno per distrazione o per sovraesposizione, dico io, ecco. Come dire, questi due eccessi della comunicazione e razionalizzazione delle percezioni, immagino che tu abbia fatto qualche considerazione anche su questi aspetti. Ma sì, come sempre accade, possiamo rappresentare la percezione del rischio, la potremmo rappresentare su una gaussiana, no? Cioè la media delle persone sta al centro, quindi sta nella parte grande, diciamo, dell'alta della curva, e poi abbiamo ai due estremi sempre delle posizioni estreme, appunto. Per quanto riguarda soprattutto la parte dei negazionisti, è molto complicato giustificare l'esistenza di questi fenomeni, perché dovremmo dire come prima cosa, ma è anche un po' superficiale, che la comunicazione non ha funzionato, perché se queste persone non riescono a percepire, a razionalizzare il rischio e a agire in un modo compliant, diciamo, rispetto a quelle che sono le direttive utili per la collettività, è chiaro che qualcosa nella comunicazione non funziona. In realtà è proprio una iper polverizzazione della comunicazione che aiuta questi fenomeni, perché quando noi poniamo allo stesso livello, non abbiamo un concetto chiaro di autorevolezza e prendiamo per autorevole quello che non è autorevole, questo è l'effetto, diciamo, delle frange laterali della gaussiana. Non c'è come dire, il tema che dobbiamo sempre affrontare nella comunicazione di crisi, e in questa in particolare, è la riduzione dei diritti. Il problema alla base
della comunicazione di crisi in questo settore è la riduzione dei diritti, perché per ottenere un risultato globale bisogna ridurre i diritti delle persone, e ogni capo di governo, ogni capo di Stato si è trovato di fronte a questo problema, cioè il non uscire di casa. Oggi per noi l'abbiamo vissuto e lo guardiamo come una cosa che è accaduta e è accaduta, incredibile, ma è accaduta. Dipende tanto anche da come questi diritti vengono compressi e qual è la sensibilità nei confronti di questi diritti. Allora, una persona che nega l'esistenza del Covid ha un suo vissuto, una sua logica, una sua educazione che tende a parlare ampiamente di diritto e ridurre il concetto di dovere, no? Era questa doppia faccia diritto-dovere che difficilmente noi riusciamo ad avere sullo stesso piano in questa cultura e in questa società. Spostiamo questo tema in Giappone, spostiamolo ad Hong Kong, spostiamolo in Nuova Zelanda, ma anche in Islanda, e vedrete che è tutt'altro. C'è una domanda. Renata, sì, c'è una domanda di Valentina Sovrana. A lei il microfono, prego. Valentina ha alzato la mano, chiede la parola. Io vedo richiesta di Valentina Sovran a intervenire. Pronto, mi sentite? Sì, ora la sentiamo. Ecco, perfetto. Prego. Buongiorno, allora io sono una laureanda in infermieristica, quindi di comunicazione me ne intendo poco, ecco. E intanto volevo farle i complimenti per la presentazione perché mi ha molto colpita e sono rimasta veramente interessata dalle sue parole. La mia domanda che volevo farle riguarda le fake news, perché comunque insomma si è visto che sono arrivate un sacco di informazioni da tutte le parti più o meno veritiere, e il problema dal mio punto di vista è il fatto anche che molte persone credono a queste informazioni e assumono dei comportamenti in conseguenza che non sono propriamente corretti o addirittura sono scorretti per quanto riguarda questa situazione. Quindi volevo chiederle cosa si può fare o cosa si potrebbe migliorare per contrastare questo fenomeno che mi pare sia sempre più diffuso. Guardi, intanto grazie, perché appunto lei non studia comunicazione, quindi obiettivo doppiamente raggiunto. Le risponderei con una parola sola, però poi devo andare indietro nel ragionamento. La risposta alla sua domanda è autorevolezza. Le fake news sono un fenomeno grandissimo e dobbiamo dividerle subito in due, però. Una è la fake news errore, causata da un errore, e una è la fake news causata volontariamente, dolosamente, quindi c'è colpa e dolo nella fake news. La parte errore è facilmente risolvibile, diciamo così, perché intelligenza artificiale, verifica, capacità dei sistemi tecnologici di rigenerare l'informazione corretta a scapito di quella scorretta attraverso gestione di algoritmi, bene, l'errore si risolverà. Io sono una persona ottimista, credo nella comunicazione fatta bene, i sistemi via via, così come non abbiamo più i semafori di incrocio, abbiamo le rotonde, scusate proprio l'esempio banale, però via via la tecnologia ci aiuterà a togliere le fake news dovute a errori, a farle scomparire, diciamo così. Tema diverso è il dolo, quindi la fake news messa in rete per sconquassare il sistema. Ecco, lì la risposta è alfabetizzazione e autorevolezza e leadership di chi deve dare le notizie e le informazioni vere, quindi il flusso mainstream di comunicazione. Guardate, io studio in particolare, in questa analisi di cui vi citavo, io studio in particolare i paesi nordici e lì le fake news esistono esattamente come qui, non è che non esistano, però il sistema pubblico informativo ha questa capacità di monitorare la rete e annullare la fake news rispondendo
con l'autorevolezza e girando a link, come dire, facendo una sorta di pioggia di informazione che seppellisce in qualche modo la fake news. È una parte intelligenza artificiale e una parte una gran quantità di gente che ci sta lavorando sopra. Noi non abbiamo ancora raggiunto quel livello. E in comunicazione di crisi dobbiamo dare, come dire, prendere la fake news come un indicatore nel momento in cui appare e gestirla e risolverla attraverso la tecnologia, perché siamo su uno strumento tecnologico, perché è come il R con 0, no? Se la fake news va come l'R con 0 resta sotto 1 e riguarda solo il passaparola, è facilmente comprimibile. Non lo è nel momento in cui utilizziamo la tecnologia. Vedo la manina alzata di Grazie Alessandra. Sì, ringrazio anch'io Francesca per questa risposta. Vedo la manina di Alessandra Romanello. Prego Alessandra. Sì, eccomi, scusate. Volevo fare una domanda sempre alla professoressa Capodanno. Buongiorno. Allora, io volevo sapere, secondo lei, la sua opinione, che cosa hanno imparato le aziende italiane durante il periodo post-lockdown, soprattutto da un punto di vista della comunicazione? Perché, secondo la mia opinione, in questo periodo, cioè magari gli italiani, soprattutto quando sono stati a casa nel periodo quarantena, sicuramente hanno sentito la mancanza delle relazioni sociali, però adesso sembra quasi il ritorno alla normalità ed è come se effettivamente le persone si siano dimenticate tutto il periodo, ecco, precedente. Quindi secondo lei che cosa è cambiato in questo periodo? Intanto buongiorno, ciao Alessandra, ci conosciamo da studi, da ore e ore di lezione. Bene. Dunque, non ho una risposta univoca a questa domanda perché la risposta corretta dipende dal settore. Dal punto di vista macroeconomico dovremmo analizzare settore per settore. Allora, le aziende che si sono trovate in lockdown, hanno dovuto chiudere, hanno imparato ben poco secondo me perché non hanno avuto modo di adeguarsi, quindi oggi stanno cercando adesso ritmi nuovi e metodi nuovi di lavorazione. Quelle che sono rimaste aperte invece hanno dovuto imparare volente o nolente, cioè hanno dovuto comunque mettere in moto dei meccanismi per resistere. Io in particolare ho lavorato in questi mesi nella comunicazione di crisi con un'azienda del settore della grande distribuzione e vi assicuro che mandare dei messaggi alle cassiere è stato complicatissimo, però le aziende hanno imparato altri livelli di comunicazione e se voglio dare una risposta complessiva potrei dire che gli imprenditori più che le aziende, i consigli di amministrazione hanno imparato la diversificazione, cioè di dover essere molto più rapidi, molto più agili a prendere delle scelte non solo in comunicazione evidentemente, ma anche a comunicare delle scelte perché c'era plan A, plan B, plan C, quindi tutti questi scenari bisognava metterli in conto e investire in alcuni settori della comunicazione dove proprio non si investiva, cioè il numero di app che sono nate, il numero di strumenti di comunicazione come Zoom utilizzati molto più comunemente sono diventati la realtà per aziende che facevano tutt'altro, che non erano abituate e alfabetizzate a questo tipo di comunicazione, assolutamente. Nel sistema sanitario, in termini di comunicazione, credo che ci sia stata c'è una bella teoria che si chiama la comunicazione della rivincita in qualche modo, no? Cioè il sistema sanitario che negli ultimi 20 anni ha subito un downgrading in termini di finanziamenti, di ruolo, di importanza rispetto ad altri settori della vita comune e anche voce in capitolo sostanzialmente, proprio pura voce in capitolo nella definizione delle politiche, credo che si sia ridimensionato, quindi si parla di revenge, di rivincita, nel senso che ci sia un velocissimo ridimensionamento che ha un problema dovuto al fatto che i medici e non tanto gli scienziati, diciamo, nel settore epidemiologico, i medici che sono abituati a parlare, ma proprio il medico
nel rapporto anche one to one con il paziente, si trova ad avere sfide tanto più grandi in termini di comunicazione. Pensate all'isolamento dei pazienti rispetto alle famiglie. Abbiamo lavorato anche sulle dinamiche di comunicazione delle case di riposo. Pensate a questi anziani, questi nonni, non so, insomma, avrete dei casi che non hanno visto per più di 2 mesi, 3 mesi, non hanno visto la famiglia. Nonni magari con patologie per cui non riuscire neanche fisicamente, perché noi diamo per scontato che apriamo WhatsApp e parliamo con i nostri genitori o con i nostri figli. Bene, questi elementi hanno rivoluzionato lo schema di comunicazione. È chiaro che il digitale oggi è più importante ed è chiaro che dobbiamo essere più, questa parola di resilienza che a me non piace perché non riusciamo a dare una definizione chiara e immediata, servono sempre troppe parole per definirla. Questo concetto però le aziende lo hanno imparato a loro spese e quindi c'è paradossalmente più apertura, se vogliamo vedere un lato unico, positivo di questo dramma, e l'utilizzo della tecnologia sostanzialmente. Grazie Francesca, veramente è stato prezioso il tuo contributo e sono certa che le slide andranno a ruba questa mattina, veramente. Che avete messo da qualche parte nel Teams? No, tranquilla, ci pensiamo noi, ci pensa questo fantastico staff che si è occupato dell'organizzazione. Ancora una volta ringrazio Elsa Marchesini e tutta la squadra di tutor a supporto che come sempre è stata efficientissima, e ti invito a restare con noi ovviamente se hai ancora un po' di tempo. Arriviamo all'ultimo intervento e qua abbiamo voluto veramente mettere in campo così chiamiamolo una best practice locale, un'esperienza di laboratorio di comunicazione sociale sulla salute, sulla prevenzione, che è stato realizzato all'interno del nostro percorso di studio di laurea magistrale in comunicazione integrata per le imprese, ormai più di 2 anni fa, se la memoria non mi inganna, quindi in tempi non sospetti, ben prima di questa emergenza sanitaria, c'è stato un gruppo di studenti e studentesse guidati dalla professoressa Berton che appunto nell'ambito del loro corso di comunicazione integrata hanno affrontato il tema del valore dei vaccini, così era stato intitolato il loro workshop, della comunicazione rigorosa, scientifica, affidabile appunto sul tema della vaccinazione, che sappiamo bene essere un tema caldo, lo era all'epoca, tanto più adesso, anche se è rimasto un po' sotto traccia, perché magari i Novax hanno un po' timore a farsi sentire in questo momento, però resterà sicuramente un argomento di dibattito pubblico. Allora, vi presento il dottor Pasquale Grilli, brillante laureato in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, che è stato uno dei componenti di questo gruppo di lavoro e che oggi appunto si è gentilmente prestato a raccontare quell'esperienza e un po' a farvi vedere anche i prodotti che sono stati realizzati in termini di prodotti di comunicazione, che poi insomma dovrebbe diventare il pane quotidiano di quanti decidono di intraprendere questo percorso di studi. Benvenuto Pasquale, prego, a te il microfono. Grazie professoressa della presentazione, ringrazio tutti i partecipanti e tutto il gruppo di lavoro ringrazia per l'occasione che è stata data per presentare appunto il laboratorio presentato in altro momento nell'ambito del Festival per lo sviluppo sostenibile del 2019. Carico le slide, ecco la presentazione.
Questo lavoro è stato realizzato nell'ambito del laboratorio di progettazione di comunicazione integrata, inserita nel piano di studi del secondo anno della laurea magistrale di comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, ed è stato diretto dalla professoressa Marina Berton. Gli obiettivi didattici sono quelli di acquisire competenze sulle strategie, le tecniche e i mezzi per la realizzazione della comunicazione integrata attraverso la discussione di casi aziendali ed esercitazioni pratiche. Diciamo, è stato dal punto di vista teorico è stata data la possibilità di familiarizzare con quelli che sono quella che è la matrice del piano di comunicazione, ossia individuare gli obiettivi della comunicazione, analizzare lo scenario, il pubblico di riferimento, definizione dei contenuti del messaggio, gli strumenti della comunicazione. Il lavoro con queste premesse è stato presentato nel nostro laboratorio nella forma di workshop e inserito nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'anno 2019, quindi nel mese di maggio 2019 è stato presentato al pubblico questo lavoro. Il goal di riferimento, l'obiettivo preso ad esame su cui sviluppare il tema è stato il goal numero 3, salute e benessere. In particolare l'attenzione è stata focalizzata sul punto 3.8, 3.9, ossia sul tema dei vaccini. Perché è stato scelto il tema dei vaccini come strumento, come mezzo per realizzare gli obiettivi di salute e del benessere? Sicuramente per l'importanza del tema, insomma, da ricerche era emerso che la riluttanza alla vaccinazione era stata individuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una minaccia per la salute globale, e insieme all'antibiotico resistenza, all'inquinamento, alla pandemia, al virus Ebola e all'influenza. Sicuramente il vaccino è un modo economico, quindi anche dal punto di vista di risorse monetarie necessarie, è un modo economico per assicurarsi, proteggersi, tutelarsi da certe malattie. Sicuramente efficace perché impedisce milioni di morti, ma l'aspetto fondamentale è stata soprattutto l'opportunità di sviluppare un modello comunicativo coinvolgente, empatico, che stimolasse la riflessione sul ruolo sociale del vaccino, ma soprattutto aumentasse la consapevolezza dell'importanza della vaccinazione. Il vaccino, infatti, oltre a proteggere se stessi, permette di proteggere gli altri, dunque ha un'importanza ulteriore rispetto a quello di prevenire, di tutelarsi, di preservarsi da determinate malattie. In sintesi, l'argomento dei vaccini ha permesso di offrire un nuovo punto di vista sul vaccino, da dispositivo medico di prevenzione primaria a quello di promozione della salute e del benessere del benessere complessivo, e questo secondo l'accezione della persona, della promozione del benessere individuale della persona vista nella sua integrità, quindi una concezione olistica della persona secondo il concetto della Carta di Ottawa del 1986. Oltre a questa possibilità, diciamo, l'argomento dei vaccini è stato un modo per proporre uno stile di comunicazione differente ed alternativo al debunking, ossia lo stile comunicativo utilizzato per smontare la disinformazione, smontare le bufale, e questo attraverso la realizzazione di un messaggio che fosse facile da elaborare, semplice da leggere, semplice da capire. Semplice da capire. Il workshop ha avuto il laboratorio ha avuto la forma di un workshop, dunque era in presenza, c'era un pubblico di riferimento che era stato un pubblico eterogeneo, all'interno del quale non mancavano operatori sanitari, a cui diciamo, lo strumento della comunicazione dei vaccini ha un effetto ha un ruolo d'elezione. Il format si presentava con la discussione in presenza, la presentazione del gruppo, la spiegazione del vaccino secondo un linguaggio semplice e fruibile ad una platea di conoscenza media dell'argomento. Dunque
ci si è cimentati nei manuali di medicina, si è cercato di rielaborare i concetti e di renderli fruibili a un pubblico di conoscenza media. Sono stati presentati dei video, è stata approfondita la storia dei vaccini, sono state presentate le statistiche che ruotavano attorno al vaccino in una modalità da cercare di relativizzare il rischio, ossia, come diceva la professoressa Parpine e la professoressa Capodanno, bisogna accettare un certo livello di rischio, ma soprattutto valutare il fatto che il rischio più grande è quello di non correre alcun rischio, pertanto cercare di approcciarsi al problema con una giusta preparazione, con gli strumenti necessari a poter affrontare l'imprevisto. Il format è stato realizzato in modalità multimodale, dunque c'è stata la produzione di materiali cartacei, c'è stato il momento del public speaking, dunque di spiegazione al pubblico, la presentazione dei video. I materiali sono stati autoprodotti utilizzando le risorse apprese durante il corso di tecnologia web, dunque tanti materiali sono stati prodotti con quelle applicazioni. Il lavoro è stato strutturato in fasi. Nella prima fase abbiamo provveduto alla raccolta e analisi dei materiali, quindi analisi del vaccino, elaborazione della storia del vaccino, dunque come il vaccino è entrato nella pratica medica ed è evoluto, è accompagnato l'evoluzione dell'umanità. È stato analizzata l'obbligo della vaccinazione, dunque nel 2000, diciamo nei mesi immediatamente precedenti, era stato introdotto il decreto Lorenzin, che appunto ampliava la vaccinazione obbligatoria, creando un dibattito abbastanza acceso nell'opinione pubblica, ma anche all'interno della comunicazione istituzionale. È stata analizzata l'immunità di gregge. Noi abbiamo cercato, dove possibile, di anche ridefinire i termini, dare una nuova definizione semantica. Questo perché le parole evocano determinati scenari, all'interno dei frame c'è il campo semantico che appunto ha la capacità di attivare determinate immagini, determinate idee. Un modo per valorizzare appunto il ruolo sociale era appunto quello di parlare di immunità solidale, questo naturalmente laddove ciò era possibile. È stata analizzata la comunicazione scientifica, lo stile, le caratteristiche fondamentali ed il dibattito che si era venuto a creare. L'argomento, insomma, era un argomento dei vaccini, un argomento polarizzante, dunque che creava due schieramenti contrapposti. Alle forze centrifughe erano appunto le visioni del mondo e l'identità culturale che andavano a clusterizzare, a rafforzare, a strutturare in maniera rigida determinati frame, determinate convinzioni, determinate visioni del mondo. La seconda fase è stata quella di creare il titolo e la creazione del logo. Era necessario in qualche modo sintetizzare il tutto con un titolo che richiamasse appunto sulla dimensione fondamentale del vaccino, dunque quello che è il valore fondante, il valore solidale del vaccino. È un logo che esprimesse appunto i valori della protezione, il valore della prevenzione, ma soprattutto il valore della solidarietà, e il valore aggiunto della pluralità. Si è andato quindi verso un logo che rendesse bene l'idea, il senso della pluralità. Terza fase è stata quella di far salire in cattedra l'esperto, ossia dare la possibilità all'uditorio, ai partecipanti, di avere le risposte a quelle domande, le risposte da chi quotidianamente è sul campo e quindi opera nel settore dei vaccini, dando
cercando la risposta a quelle domande che molto spesso vengono rivolte in rete a Dottor Google. Dunque, avere l'esperto che nel caso di specie abbiamo contattato la dottoressa Torinda Gallo, responsabile dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Quarta fase è stata la fase appunto della costruzione dei materiali e dei multimedia. Si è provveduto dunque sulla base delle discussioni, del brainstorming che non mancava all'interno del gruppo, di procedere alla costruzione dei materiali che dovevano cercare di essere ingaggianti, proporre in uno stile semplice ed immediato quelli che erano i dati relativi e il valore della vaccinazione, dunque dei materiali che andavano ad affiancarsi alla comunicazione istituzionale. E come vediamo si è cercato in qualche modo di dare anche il senso delle statistiche che in quel periodo erano particolarmente importanti. Ad esempio, noi avevamo analizzato la questione del vaccino sul morbillo. La copertura vaccinale era ben al di sotto della soglia di sicurezza dell'immunità di gregge, dunque era al di sotto del 95%, provocando cercando di dare il senso appunto dei rischi e della situazione dell'immunità di gregge, della copertura vaccinale. Si è cercato anche di relativizzare i rischi, cercando di raffrontarli a quelli che erano altri rischi a cui si cerca di non esporsi. Ad esempio, la probabilità di avere uno shock anafilattico da vaccino è nettamente inferiore rispetto a quella di essere colpito da un fulmine. Altri materiali avevano ad oggetto l'esplicazione appunto del vaccino. Si cercava in maniera intuitiva di spiegare come agisce un vaccino, ma soprattutto si è cercato di puntare su quella che è la storia, su quella della storia del vaccino. La storia del vaccino è una storia vincente, una storia di successo. Prima ancora che in un laboratorio, il vaccino nasce dallo spirito di osservazione, ma soprattutto dal bisogno, dal desiderio di protezione di una mamma che appunto Lady Montagu, una nobile donna inglese che all'inizio del Settecento, osservando la pratica della variolizzazione, pratica popolare dell'impero, pratica popolare dell'area ottomana, cercava ha praticato prima sui suoi figli e poi dopo ha praticato sui suoi figli la pratica dell'innesto, ossia quello di innestare materiale biologico proveniente da persone affette da vaiolo che andavano in via di guarigione. Quindi in qualche modo veniva innestato una versione attenuata del virus che permetteva appunto di stimolare il sistema immunitario e di rendere immune la persona. Sarà poi il medico di campagna, il medico di campagna naturalista Edward Jenner a sviluppare il vaccino del vaiolo praticandolo su piccolo Philips e da lì partire per una storia che l'evoluzione del vaccino del vaiolo, che porterà l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'eradicazione del vaccino dalla Terra, fino ad eliminare l'obbligo a non trattare più il vaccino come obbligatorio. Il nostro lavoro nasce da un lavoro di ricerca, insomma, dopo la definizione dell'argomento ci siamo cimentati subito nell'attività di ricerca, andando prevalentemente sulla rassegna stampa dei quotidiani, le riviste scientifiche di settore, manuali di medicina, analisi dei social media, della comunicazione social, dunque di Twitter, Facebook, insomma i vari social, ma soprattutto ci siamo focalizzati sull'analisi della comunicazione, cercando anche di trovare dei supporti che dessero come dire il giusto sostegno teorico a quanto noi cercavamo di proporre. Il modello classico di comunicazione scientifica appunto è un modello classico trasmissivo, unilaterale e paternalistico. I principali interlocutori della comunicazione scientifica sono gli operatori sanitari che
che quotidianamente si interfacciano con i propri assistiti. Dunque il performantis o comunque per modalità, per identità culturale, il modello comunicativo è prevalentemente l'information deficit model, ossia l'interlocutore dalla controparte viene vista come un recipiente da riempire di nozioni, e dunque un comportamento è possibile ottenerlo dandogli le giuste informazioni. In realtà cosa pensa la gente è importante considerare, ma soprattutto come pensa, dunque avere a riferimento quello che è la cornice di riferimento cognitiva di interpretazione dell'ambiente circostante, dunque quello che è il frame che caratterizza la controparte. Altro aspetto della comunicazione scientifica è la forte insistenza al debunking, ossia a quello di smontare la disinformazione. È vero, smontare va bene, ma è necessario comunque definire una proposta, perché altrimenti ci si ritrova con degli argomenti smontati. Tutto questo ci ha portato ad analizzare appunto il debunking e cercare un modello comunicativo che andasse a compensare quelli che erano gli effetti collaterali del debunking. L'aspetto fondamentale è che sfatare un mito in realtà porta a rafforzarlo nella mente delle persone, e questo essenzialmente è dovuto al fatto che smentire, smontare un determinato mito porta a rievocarlo in maniera maggiore, così come cercare di spiegare, elaborare argomentazioni esagerate porta ad uno sforzo cognitivo maggiore, quindi porta la controparte a rifugire dall'informazione e ad adagiarsi nella sua convinzione. Da qui la necessità di un approccio concentrato sui fatti da comunicare, pochi fatti, ma soprattutto andare sulla semplicità. Questo soprattutto in una condizione in cui l'argomento è fortemente ideologizzato. In queste situazioni ci si trova ad avere di fronte a persone che hanno una loro ideologia, quindi hanno una propria visione del mondo, ma soprattutto una propria identità culturale. Molto spesso questo rende appunto necessario rimanere fedeli al principio KISS, ossia cercare di rendere le cose nella maniera più semplice possibile. L'alternativa, noi ci riproponevamo di fornire un modello di comunicativo alternativo proprio perché cercare di smontare un mito crea una lacuna che è necessaria compensare con una lettura alternativa del mito. Altro aspetto molto importante è stato quello di capire come mai dal punto di vista scientifico vi sia una forte persistenza della sfiducia nelle vaccinazioni, e questo è dovuto prevalentemente al fenomeno dell'isteresi, ossia il mantenimento di un fenomeno nonostante le variabili interne tendessero a cambiare. E questo perché? Perché c'è un effetto ereditarietà, cioè la variabile dipende dai valori che la variabile interna ha assunto nel corso del tempo. Dunque i due ricercatori americani, dunque nel loro studio individuano la persistenza della sfiducia verso la vaccinazione appunto nel ciclo dell'isteresi, dando alla comunicazione un ruolo determinante per cercare di superare questo impasse, di superare questo blocco. Viene confermato il fatto che la forza degli argomenti logici non è sufficiente a superare l'isteresi. È importantissimo concentrarsi sull'attività di comunicazione, ma soprattutto sull'aspetto solidale della vaccinazione, ossia la vaccinazione come comportamento altruistico, e quindi valorizzare quella che è l'immunità di gregge, l'immunità solidale. Il vaccino diciamo che è entrato nella pratica medica non in maniera felpata. Questo perché? Perché dal punto di vista cognitivo inverte il rapporto cura-malanno, nel senso che ci si va a sottoporre cura-malattia, ci si va a sottoporre ad un trattamento medico in una condizione di salute, questo in funzione di un rischio potenziale. Quindi dal punto di vista della forma mentis il vaccino pone una forma di empowerment, quindi una forma di preparazione a un qualcosa
preparazione a un qualcosa che avverrà in maniera che avverrà probabilmente nel corso della vita, e questo rende il vaccino appunto già di per sé un trattamento medico che in qualche modo crea dei sospetti. Inoltre, già all'inizio, ai suoi albori, la vaccinazione faceva difficoltà ad entrare perché la malattia, insomma, nel Settecento veniva vista come un flagello, una punizione divina, quindi prepararsi o comunque contrastare in maniera preventiva una cosa del genere significava superare i limiti della natura umana. Altro aspetto era il rifiuto di accettare delle pratiche provenienti dalla pratica popolare, quella della variolizzazione, e inserirle e quindi fare per osmosi all'interno di una pratica medica ufficiale. Quindi il vaccino di per sé, l'argomento vaccino è un argomento su cui la comunicazione ha un ruolo determinante. Oltre agli aspetti della comunicazione, importante sono le relazioni, ossia creare delle alleanze collaborative tra gli stakeholder coinvolti nel processo decisionale, sia dei programmi vaccinali ma soprattutto dei processi comunicativi, e questa è una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: cercare di costruire delle relazioni e dare centralità alla persona, ma soprattutto rendere soggetto attivo da coinvolgere nel processo decisionale. Per questo, in conclusione, in sintesi, si è cercato di realizzare con il nostro laboratorio un messaggio di comunicazione che combinasse la dimensione cognitiva con la dimensione emotiva, che combinasse l'information deficit model con il fear model, ossia quello di far presente quelli che sono i problemi che potrebbero nascere nel momento in cui si evita la profilassi vaccinale. Un aspetto fondamentale nella comunicazione, sicuramente ha un effetto collaterale, è quello di dare del somaro, agitare l'arma della paura. Tutto questo non sempre efficace, perché dall'altra parte agitare l'arma della paura in maniera eccessiva potrebbe determinare un effetto evitamento. Dunque la persona evita quel determinato argomento, ma soprattutto andrà a selezionare solamente quegli argomenti, quelle parti dell'argomento che confermano una propria tesi, quindi si finirà per rafforzare ulteriormente una determinata convinzione. Perché abbiamo scelto questo laboratorio nell'ambito di questo laboratorio e questo tema? Sicuramente per la possibilità di mettere le mani in pasta e quindi di passare dalla teoria alla pratica, avere la possibilità di sperimentare in prima persona con un progetto reale da dare in fruizione al pubblico quelli che sono argomenti teorici sviluppati nelle aule universitarie, possibilità di affrontare temi controversi, ma soprattutto per comprendere il ruolo della comunicazione in argomenti così importanti. Concludo con la visione del video finale che condensa tutto, una sintesi, condensa tutto quanto, condensa lo stile della comunicazione, quindi il deficit model e il fear model, e all'interno del video che sarà proposto fra poco sono stati riportati casi di cronaca, casi reali, secondo un negative approach e un positive approach, ma soprattutto valorizzato il ruolo sociale, il ruolo di comunità della vaccinazione. Volevo ringraziare tutto il corpo docenti per la collaborazione, diciamo il supporto che ci è stato dato sia nel 2019 che quando è stato presentato la prima volta l'evento, che in questa occasione, l'occasione per salutare anche tutti gli altri colleghi di lavoro che in questo momento sono qui a rappresentare. Benissimo, grazie, e grazie soprattutto a te, perché sappiamo che hai sottratto tempo al lavoro per essere presente con noi questa mattina. Sottratto volentieri. Eccolo là, me lo immagino. No, per noi è stato veramente un privilegio e un ulteriore regalo che ci fate, e che ancora è così una conseguenza sul lungo periodo di un lavoro di laboratorio svolto che speriamo
rappresenti anche un esempio, uno stimolo per altri gruppi di studenti che vorranno cimentarsi sui temi della comunicazione sociale e della salute. Vediamo, abbiamo esaurito giusto il tempo prima di partire con l'appello di chiusura che ve lo ricordo consente a tutti di acquisire i crediti a 0,25 crediti previsti per la partecipazione a questo seminario. Vediamo se c'è qualcuno che vuole fare una domanda veloce. Io chiederò a Pasquale di metterci a disposizione magari il link dei video perché la ricezione non è stata perfetta e quindi magari ce la guardiamo poi con un attimo di tranquillità. Ecco. Sì, il materiale è stato inviato al progetto Identità Digitale, quindi sono a disposizione. Sì, sono assolutamente a disposizione.